vince il match, stagione altalenante, ma che nella seconda parte ci ha fatto un po' rivivere anche quelle emozioni che sono sempre legate al Cagliari. Una stagione emozionante, è andata in crescendo, ci ha fatto penare inizialmente perché guardare certi tipi di partite non era divertente, ma anche al di là del risultato. E nella seconda parte, da quando, ripeto, ha preso in mano la squadra mister Ranieri, è cambiato tutto, anche dal punto di vista, oltre che dal punto di vista dei punti fatti, ma anche dal punto di vista del divertimento nel vedere la tua squadra, la squadra del cuore che gioca un grande calcio. È proprio l'ambiente, l'atmosfera che c'è intorno ai rossoblù che è più gioiosa e anche più di sostegno per quanto riguarda le partite di questo Cagliari. Diciamo che i tifosi si sono un po' immedesimati in quello che era il ruolo che dovevamo fare. È vero che arrivavamo da anni di A, è vero che avevamo una formazione sulla carta superiore agli altri, ma bisognava abbassare la testa e mettersi a lavorare. Sì, un po' tutti si dovevano ridimensionare. La Serie B, tra la Serie B e la Serie A c'è un divario pazzesco, sono quasi due mondi completamente diversi, e noi avevamo la mentalità ancora della squadra di Serie A. Perché? Perché ci chiamiamo Cagliari e pretendiamo che le altre squadre ci lasciano passare. In Serie B è tutta un'altra musica. Una volta che ci siamo abituati a questo, abbiamo giocato in Serie B, abbiamo giocato da squadra di Serie B e l'abbiamo fatto anche molto molto bene. È iniziata la partita di Cosenza con un Cagliari che ha tentato subito di portarsi in avanti, bella azione con il lancio alla destra, la sponda di Pavoletti non ha trovato la padula al centro, ma diciamo che questi suggerimenti saranno un po' il canovaccio della partita, perché Pavoletti è esattamente l'uomo, quella bocca da fuoco in più di cui parlava Ranieri e che serviva, perché oltre a dare suggerimenti all'altro attaccante è anche uno che poi quando si è arrivato per tu col portiere sa metterla dentro. Assolutamente, è una pedina fondamentale in vista di questi playoff, per quello io spero tanto che oggi non che si sblocchi, ma che riesca a fare gol, perché abbiamo visto che nel momento stesso in cui si è sbloccato precedentemente ha fatto una serie di gol finché poi non si è infortunato, quindi è un giocatore fondamentale da svariati punti di vista. E la fiducia sappiamo quanto può essere importante per un attaccante, soprattutto la fiducia che si ritrova quando si rivà in gol. Andiamo a vedere anche le altre squadre che seguiremo dagli altri campionati in contemporanea. Sono già in campo in Bundesliga Friburgo e Wolfsburg. Al sesto minuto il risultato è di 0-0, mentre per quanto riguarda la Serie A alle 20:45 andrà in scena la prima partita della 36esima giornata, quella tra Sassuolo e Monza. E invece spostandoci in Francia alle 21 ci sarà uno dei classici della Ligue 1, ovvero Lione e Monaco, e infine in Spagna, dove piace di più a Claudio, il Friday Night come sempre dedicato alle piccole, e abbiamo Cadice contro Valladolid che seguiremo più con la lente di ingrandimento di tutte le altre, giusto? Per forza, è la partita più importante della serata, il Cadice. Sì, se il Cadice non vince andiamo a quarti, giusto? No, non era così, no, mi sono confuso. Se il Cadice non vince non dormi stanotte, questa probabilmente andrà a finire così, ma noi ci stiamo preparando, noi abbiamo preso il nostro tempo perché vogliamo effettivamente andare a sentire il commento della voce del Cagliari, di colui che ci può far emozionare e vivere la partita con le orecchie, quindi non perderei altro tempo e andrei subito alla Vittorio Ossanna. Questa di vivere la partita con le orecchie mi piace molto. Siamo al terzo minuto, si sta concludendo il terzo minuto, 0-0 il punteggio, con Pavoletti che ha già avuto la palla gol per riuscire a sbloccare il risultato, girata che si è spenta tra le braccia del portiere, che è riuscito a intervenire anche perché il pallone era centrale, quello girato da Pavoletti, sull'ottima manovra del Cagliari che quasi di prima, anche se un po' lenta, aveva portato alla conclusione all'interno dell'area. Attenzione a Marras, parte largo della tre quarti, si accentra Marras, palla sul sinistro, ancora un dribbling, poi il sinistro, la palla che finisce al lato. Questi sardi che sono dall'altra parte oggi non li avrei voluti avere, perché sai, davanti al Cagliari, che non è stata una delle loro squadre, ci tengono a fare bella figura. In questo caso Marras, pur essendo nato a Genova, è di chiare origini sarde, ci tiene a mettersi in bella mossa. Abbiamo visto anche all'Opera Florenzi poco fa, è stato lui ad alimentare un'azione centrale che ha servito poi per Zilli, che era la conclusione, c'è stata anche la deviazione, l'arbitro non ha concesso il calcio d'angolo e Zilli giustamente ha protestato. Il colpo di testa è ribattuta della retroguardia del Cosenza, quel pallone che finisce in fallo laterale, la rimessa in gioco è per il Cagliari, che gioca con autorevolezza, devo dire, ma in forma
un po' compassata finora, non ha alzato ancora il ritmo. Altare per il centro in cui c'è Dossena che apre. Devo dire che De Iola sta giocando in una posizione più avanzata, quindi non sta giocando da centrale, ma sta giocando a 4 il Cagliari, con Azzi a sinistra e con Zappa a destra. Attenzione proprio ad Azzi, accelerazione nel settore di sinistra, porta avanti il pallone, cede all'indietro, il controllo e il tocco di Rog, il pallone allontanato, recuperato dal tentativo di ripartenza di Kortinovic, che evita in questo caso De Iola, poi dà il pallone all'indietro, fraseggio che riesce al Cosenza anche abbastanza rapido per evitare il pressing del Cagliari, e pallone controllato in linea di difesa col passaggio verso destra per Martino si accentra, va verso sinistra dove c'è invece Dorazio che può avanzare portando il pallone, anzi si tratta di Meroni scavalca la linea centrale del campo, il passaggio laterale per Dorazio che può andare a crossare da 3 quarti, pallone a cercare Zilli, troppo alto, può controllare quindi Azzi, affidare per il disimpegno a Rog che da esterno manda avanti un po' in apprensione, recupera ancora Martino, insiste la squadra di casa, la palla all'esterno dell'area, attenzione ancora al Guizzi da parte della squadra cosentina, col tiro da fuori abbastanza ciabattato da parte di Praselic, col pallone intercettato dal portiere Radunovic. Riparte la squadra rossoblu col pallone portato da Zappa al di là della linea del campo, affidato a Mancosu subito per Kurfalidis che lascia ancora, scambio con Zappa, affonda Kurfalidis nel settore di sinistra, va a chiudere su di lui un avversario mandando il pallone in fallo laterale. Ora sì che era Voca il giocatore che è andato a prendere la palla, attenzione al cross del Cagliari dentro l'area, Pavoletti che tenta il colpo di testa, era un po' dietro rispetto agli altri e ha dovuto quasi allungarsi in avanti per colpire il pallone, lo ha colpito ma senza potergli dare forza, e il portiere intercettato. Ancora Marras a seminare il panico dall'altra parte, si libera di 2 avversari, ancora Marras, il cross dall'altra parte a cercare l'inserimento di Florenzi, i 2 sardi che tentavano di dialogare, pallone che passa dritto e si perde direttamente sul fondo. Non so se avete ricordato, tra i precedenti ero un po' distratto, il primo gol di Capone con la maglia del Cagliari, qui aveva fatto una grandissima partita e me la ricordo ancora, un bel 3-1. Perfetto, torneremo da Vittorio tra pochissimo. Non lo ricordavo il gol di Capone, devo fare mea culpa oggettivamente. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo per commentare questo Cosenza Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Il riscaldamento è importante per la squadra e anche per Cifadda. Acquistando una stufa con lo sconto in fattura risparmi subito il 50%. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante Brut metodo classico e Terre Brune, Carignano Superiore DOC, il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. Cantinadisantadi.it. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Primi risultati che si sbloccano in questa giornata, ultima giornata di Serie B, perché si è già movimentata la partita di Palermo tra Palermo e Brescia. Infatti il gol di Brunori dopo appena 4 minuti ha già portato in vantaggio la squadra siciliana, mentre è passato in vantaggio anche il Frosinone a Terni, quindi 1-0, rete di Garritano e Ternana che quindi vedrebbe spegnersi, non avrebbe neanche nessuna possibilità di arrivare ai playoff. Di conseguenza il Frosinone sta conducendo questa ultima partita di questa sua stagione gloriosa e vedremo se finirà così. Un Cagliari che continua a provarci, dobbiamo dire che il Cosenza ha mostrato un po' di limiti dal lato tecnico, mentre i rossoblu cercano soprattutto il cross, si cerca molto Pavoletti, Claudio.
Sì, assolutamente, una partita che sta svolgendo comunque con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Il Cosenza ha dei limiti tecnici, sicuramente magari data anche dalla poca esperienza, però almeno ci provano, non è una squadra di quelle che butta palla in avanti, ma comunque prova a manovrare la palla dal basso, e ci sono anche alcune individualità molto importanti. Il Cagliari ci prova chiaramente con il suo modus operandi, giostra la palla quando lo può fare, muove palla molto velocemente e tenta di trovare soprattutto Azzi sulla sinistra o Mancosu che sta svariando. Oggi sta svariando molto da destra a sinistra più che farsi trovare centralmente, dove c'è veramente tanta densità. È sicuramente il jolly migliore che il Cagliari può utilizzare in questo momento Mancosu, soprattutto per svariare in tutto il fronte d'attacco e dare meno punti di riferimento possibile agli avversari, che in questo modo dovranno aumentare la marcatura sul numero 5 sardo per riuscire a fermarlo. Un Cagliari che comunque sta giocando soprattutto alla metà campo avversaria. Dobbiamo dire che il fraseggio sembra abbastanza buono, e rispetto anche alle partite che abbiamo visto nella prima metà della stagione, nonostante ci siano pochi spazi, si cerca sempre la giocata e di creare quel numero in più in modo da scombinare un po' le carte della difesa avversaria. Sì, lo stiamo facendo bene, soprattutto con gli inserimenti dei centrocampisti, con Roga e Kurfalidis soprattutto, che sulla destra sta inserendo molto bene in avanti e non viene seguito dalla retroguardia cosentina. Stiamo facendo bene, stiamo, a differenza delle partite che abbiamo fatto nella fase iniziale del campionato, dove non riuscivamo ad arrivare a riempire l'area con più di un giocatore, già oggi, mentre stiamo tentando di attaccare, l'area è bella coperta con i due attaccanti, che uno attacca il primo palo e l'altro è il centro dell'area, più 1/2 centrocampisti che vanno a supporto, quindi in area siamo in 4. Servirebbe la palla giusta, ma ci stiamo provando. Soprattutto poi le soluzioni sono tante, perché è vero che ci sono i due uomini in area, ma fuori dall'area ci sono Mancosu, Rog e Kurfalidis che comunque non disegnano il tiro da fuori, e anche ai lati abbiamo degli ottimi suggerimenti per andare al cross. Quindi vedremo un po' come si evolverà questa partita. Arriva incredibilmente un gol importantissimo, perché il Modena è passato in vantaggio in casa con il Sud Tirol, risultato parziale di 1-0 all'11° Bonfanti porta quindi sull'1-0 la partita, e con questo risultato diciamo che va abbastanza a favore del Cagliari, che deve assolutamente trovare la vittoria, e il Modena gli sta facendo l'assist. Claudio, il grande Modena sta facendo l'assist, ma il Modena ci proverà in tutti i modi, perché deve per forza di cose arrivare ai playoff. Il Modena assolutamente ci deve provare. È bella questa giornata perché ci sono tante combinazioni, tutti ci devono provare. E per tornare al dovere del Cagliari di vincere ci pensa il Parma a non lasciare dubbi, perché è già in vantaggio anche la squadra crociata. Il rigore del Muto Vasquez al 12°, quindi sblocca il match contro il Venezia che anch'esso è impegnato nella lotta per avere un posto nei playoff, e dovrà vendere cara la pelle se vuole effettivamente sperare di riuscire a entrare nelle 6 che si contenderanno l'ultimo posto per quanto riguarda la Serie B. Vi terremo aggiornati anche con la classifica, magari facciamo una cosa come a spezzoni regolari, direi, Claudio, così diamo un po' i parziali ogni 15 minuti su come si sta evolvendo la situazione. Gol anche del Genoa in vantaggio in casa contro il Bari, la rete di Sabelli al 12°, e quindi si sbloccano tante partite, subito movimentata. Ora ci vuole il gol del nostro Cagliari, perché effettivamente il gioco lo stiamo creando, serve la zampata vincente, Claudio. Sì, assolutamente, sembra di guardare, quando la guardiamo nello schermo, la classifica, sembra di guardare una gara di Formula 1, sorpassi contro sorpassi, nel caso in cui arrivassimo a pari punti col Parma, il Parma in vantaggio, giusto? Allora, in tutte le classifiche che io controllo c'è il Cagliari sopra, però teoricamente dovremmo andare a vederci per gli scontri diretti, perché gli scontri diretti con il Parma sono a sfavore, ma dovremmo avere un vantaggio con il Parma. Adesso controlliamo bene, intanto che il Cagliari continua a attaccare. Paolo Azzi, uno dei più attivi sicuramente in questa seconda metà, riesce sempre a dare quel qualcosa in più, quell'imprevedibilità, dato che può andare sia col destro che col sinistro,
sinistro, e anche oggi sta diventando centrale nella manovra del Cagliari. Sì, assolutamente, ha iniziato benissimo anche oggi. Diciamo che lui dalla metà campo in poi diventa devastante, perché ha la grande capacità e il coraggio di puntare l'uomo, e 9 volte su 10 lo salta sempre, e quando riesce poi a mettere palle dentro le fa sempre con criterio. È un giocatore che veramente mi ha stupito tanto. Se migliorasse anche nella fase difensiva è il terzino perfetto, è l'ala sinistra perfetta, è l'attaccante sinistro perfetto. Ci vuole davvero una sua impronta sul match, così come ce la possiamo aspettare dall'altro terzino che si sta comportando veramente bene in questa annata, ovvero Gabriele Zappa, un giocatore ritrovato e diciamo che una risorsa che non ci aspettavamo di trovare con così tanta qualità, perché poi effettivamente oltre all'abnegazione nel cercare la manovra sono arrivati anche i gol, e sono tutti i gol di chi non ha voglia mai di fermarsi. Assolutamente, grande spirito questo ragazzo. Sì, Parma Cagliari è in vantaggio il Parma per gli scontri diretti, sì. Anche nel sito che stavo guardando io mi metteva sempre sopra il Parma, per quello te l'avevo chiesto. Mi stavo riferendo a Zappa, che ha fatto ma non una crescita, perché lui era già così sicuramente, però gli venivano tappate un pochino le ali sicuramente. Adesso è lui, è il giocatore che conoscevamo, che aveva fatto delle buonissime partite, che prima le alternava a partite magari meno buone. Adesso sulla destra magari si vede di meno, ma poco di meno rispetto ad Azzi, ma il compito di Zappa, quello che fa Zappa anche in fase difensiva è tanta roba, oltre che è diventato anche un bomber, e tutti non ce l'aspettavamo. È una risorsa in più che sicuramente non è dispiaciuta né a Ranieri né a tutti i tifosi che hanno seguito il Cagliari quest'anno. Una stagione davvero variegata, diciamo, ne abbiamo avuto di tutti i colori: rabat, tristezza, delusione, gioia, entusiasmo, anche esaltazione da alcuni risultati, e vedremo come si concluderà, vedremo come andranno questi playoff che andremo a fare. Bisogna capire se dalla posizione di chi guarda verso il basso o da chi invece si gioca tutto già ai preliminari. Le partite rimangono così. Speravo in un VAR per quanto riguarda il gol del Muto Vasquez, ma in effetti è arrivato sul calcio di rigore, quindi sarebbe stato difficile un eventuale annullamento della rete. Un Cagliari che ci sta provando, ma deve stare molto attento anche alle avanzate, dei contropiedi della squadra calabrese, perché effettivamente sta giocando da squadra di Serie B, ma comunque con personalità, Claudio. Sì, assolutamente, infatti mi sta stupendo, questi giovani stanno interpretando al meglio questa partita, e ripeto, ci sono delle individualità importanti, non buttano la palla, non sono poi così tanto aggressivi e confusionari, mentre invece anche loro stanno giocando con un criterio, ci stanno provando. Sì, poco fa se non sbaglio ha fischiato il fuorigioco, sì, ma poco fa si è trovato l'attaccante quasi a tu per tu con Radunovic per una spizzata, se non sbaglio, però era fuori gioco. Ma quello che voglio dire è che comunque una squadra fatta di giovani, come sottolineava Vittorio, ci sta facendo di tutto per metterci in difficoltà, e lo sta facendo abbastanza bene. Sì, un Cosenza che ci sta provando come ci aveva provato all'andata, ma con risultato favorevole al Cagliari. Il match infatti dell'Unipol Domus si era concluso per 2-0, la rete iniziale di Lapadula e poi il vantaggio agli ultimi istanti proprio di Nunzio Lella, che aveva firmato tra l'altro la sua prima marcatura. Ci ha provato Paolo Azzi qualche istante fa, bellissimo fraseggio 1-2 con Lapadula che rende palla in centro dell'area, il tiro deviato dall'estremo difensore del Cosenza. Ma andiamo a seguire la partita direttamente con Vittorio Sanna. Siamo al minuto numero 18 con Marras che tenta di andare via, fermato da Rog, palla per Azzi, poco fa un passaggio di ritorno delizioso dalla Padula, non credevo che sapesse carezzare il pallone, lo ha fatto veramente con un tocco meraviglioso che ha smarcato Azzi per il tiro, sarebbe stato veramente un gol da incorniciare. Adesso Altare, la palla per Rog che rende all'indietro ancora per Altare che va a servire all'indietro per Radunovic, il controllo dell'estremo difensore del Cagliari che calcia lontano nella metacampo del Cosenza, c'è il colpo di testa da parte del giocatore 13 Meroni che alza campanile, recupera Pavoletti, la palla poi giocata all'indietro da Deiola, anzi da Rog, per l'arbitro
in modo irregolare, e per questo calcio di punizione fischiato a favore dei padroni di casa. 18 minuti e 40, è ancora Manuelito Marras ad aver creato qualche problema, è arrivato prima di Rog, per questo l'intervento di Rog è il risultato falloso, rapidissimo Marras, e calcio di punizione per il Cosenza già battuto, col pallone che viene portato avanti proprio dai centrali della squadra di casa, che tentano di servire Florenzi a sinistra, un pallone lungo per Florenzi, il piccoletto di Nuoro riesce a recuperare il pallone, ma poi chiude su lui molto bene Zappa, l'ultimo tocco è di Aldo Florenzi, il calcio di punizione quindi, scusate, la rimessa dal fondo quindi è in favore della squadra cagliaritana, che può andare con il primo portiere a rimettere in gioco il pallone. 19-20, avete detto della classifica, sì, effettivamente il Parma a parità di punti è facilitato, in questo momento il Subtirol però scivola al di sotto comunque del Cagliari e quindi andrà a affrontare la squadra che arriverà al settimo posto, quindi tutto da vedere, peraltro con l'esclusione del Venezia che dopo una grandissima rincorsa rischia con la sconfitta, se dovesse maturare la sconfitta a Parma, di rendere vana tutta la rincorsa fatta, e quindi con la possibilità, anche se poi dipende molto dagli altri risultati, con la possibilità di vedere prima giocare, o meglio giocare contemporaneamente su Tirol con una settima che è tutta da vedere, tutta da scegliere, perché c'è grande bagarre per il settimo e l'ottavo posto. Cagliari che fraseggia col pallone che ritorna ancora al portiere Radunovic, non c'è grande ritmo in questa fase, ma quando il Cagliari parte costruisce sempre qualcosa di interessante. Ora il colpo di testa di Mancosu per la Padula, con grande apprensione il pallone viene messo in fallo laterale dall'intervento di Venturi, rimessa già effettuata, vediamo se c'è la possibilità di vedere un'azione d'attacco del Cagliari. Zappa dà il pallone a Mancosu che cerca un varco, ancora va verso destra, imbecca Zappa verso l'interno dell'area, Zappa si dista dell'avversario con uno spintone, ma la palla rimane al Cosenza, il rilancio è ribattuto ancora rossoblu col contropiede avviato da Marras che porta il pallone nel centrocampo, tenta di accelerare, serve a sinistra nella zona di Florenzi, eccolo il giocatore che parte, tocca corto per Cortinovis all'1 contro 1, pallone crossato all'interno, il colpo di testa allontanarsi e il Cagliari si salva in questa circostanza. 21 minuti, 0-0 il punteggio lì nello studio. È un Cagliari che quindi ci sta provando con i suoi uomini migliori, a un Cosenza guardingo che aspetta il momento giusto per ripartire e mettere davvero apprensione a Radunovic, che deve difendere la porta della squadra isolana. È cambiato ancora un altro punteggio, sempre a Genova, e quello tra Genoa e Bari, il pareggio degli ospiti con Sebastiano Esposito al 20°, quindi risultato parziale di 1-1 in questa giornata piena di verdetti, verdetto che verrà deciso dal direttore di gara di Cagliari, cioè verrà decretato poi il triplice fischio dal direttore di gara Abisso, Rosario Abisso Astiani di Palermo. Ha diretto il Cagliari in 16 occasioni in cui sono arrivate 8 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Nelle ultime 2 direzioni sono arrivate invece 2 sconfitte purtroppo, e l'ultima vittoria risale al giugno del 2020, 1-0 contro la Spal. Il Cosenza invece è stato diretto solamente 2 volte dall'arbitro siciliano, con 2 sconfitte, una per 4-0 contro il Torino in Coppa Italia nell'agosto del 2018 e la seconda per 3-0 nell'aprile del 2021 contro il Pisa. Vedremo un po' come terminerà oggi il match, sono davvero tante aspettative, tante partite, i temi sono infiniti in questo venerdì sera. È un Cagliari che invece adesso sta un po' subendo l'avanzata del Cosenza, Claudio. Sì, perché riescono a muoversi bene, ad occupare bene gli spazi con delle sovrapposizioni, triangolazioni. C'è soprattutto Marras sulla destra, ma anche Florenzi sulla sinistra, che stanno facendo un grandissimo lavoro. Consentono ai terzini di salire, riescono a mettere la palla giusta, e quando vanno a mettere la palla dal laterale verso il centro riescono a coprire benissimo l'area. Molto attenti comunque i nostri difensori. E Marras, diciamo che anche i fan più casuali, quelli che magari non si interessano maggiormente alle serie inferiori, se lo potranno ricordare per quella cavalcata dell'Alessandria in Coppa Italia qualche anno fa, in cui arrivò, se non sbaglio, fino alle semifinali a sfidare il Milan. Quindi per gli appassionati delle belle storie di calcio, anche quelle un po' più commoventi, sicuramente
sicuramente nella memoria Marras è rimasto indelebile. Il Cagliari ci sta ancora riprovando con un pallone di Pavoletti per la Padula, si intendono veramente bene, peccato non è arrivato il suggerimento, il passaggio di ritorno. Benissimo, stanno trovando benissimo. La stessa cosa fatta prima con la coppia Azzi, la Padula l'ha fatta adesso Pavoletti, con Pavoletti che cerca una triangolazione stretta con la Padula che gli rende la palla ma viene comunque anticipata dall'avversario, ma si trovano da Dio questi due giocatori. Sì, intanto arriva un'altra notizia importante per quanto riguarda queste situazioni che si andranno a sbloccare in 90 minuti che vivremo oggi. 2-0 del Modena sul campo del Südtirol, quindi Südtirol che in questo momento scivolerebbe di parecchio in classifica, un Modena invece che sta onorando il suo campionato con tutto se stesso, provando a fare il risultato anche contro una grande squadra che si è distinta in questa stagione. Ma è arrivato il gol del Cagliari che ha risposto al Parma, la Padula, è 1-0 tra Cosenza e Cagliari, la rete del peruviano, 21esima in stagione. Claudio, commentamela tu. No, è assurdo. Bellissima palla dalla destra messa dal solito Mancosu, dove svetta Pavoletti che di testa tira una bomba, il portiere riesce a pararla, ma la palla da chi va? Dalla Padula, nella testa della Padula, e fa gol. Da dentro la porta praticamente, perché comunque vale anche quello. Diciamo che è metà di pavoloso questo gol, ma non ci interessa. L'importante è che il Cagliari sia passato in vantaggio sul campo del Cosenza, una notizia super positiva, e quindi il 21esimo sigillo stagionale di La Padula mette la gara un po' in discesa, ma bisognerà stare attenti alla risposta dei calabresi. Intanto noi ci prendiamo un attimino di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo con Cosenza Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette, crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Il vantaggio di La Padula mette le cose sulla giusta via per il Cagliari sul campo del Cosenza. Dopo più o meno un po' di più di 25 minuti siamo 1-0 grazie al 21esimo sigillo di Gianluca La Padula, che dopo aver iniziato la stagione abbastanza sottotono ha dimostrato a tutti il valore per cui lo si è preso, di fare l'uomo squadra, fare quello che segna, e sta rispondendo presente. Intanto la nostra postazione si è trasformata nella curva del Venezia, perché c'è un tifo sfegatato per i veneti che a questo punto speriamo riescano a raggiungere il pareggio in trasferta contro i crociati, anche per magari anche trovandoli poi in un secondo momento ai playoff, visto che anche quel risultato è fondamentale per disegnare bene il quadro di quello che saranno le fasi finali di questo campionato di Serie B. Ci scrive Manuel da Cagliari, come sempre il suo Forza Cagliari ci aiuta e speriamo possa essere di buon auspicio per quanto riguarda il match che stiamo seguendo quest'oggi e che chiuderà quindi la stagione regolare di Serie B. Si è sbloccato il match in Francia, Claudio, tra Lione e Monaco, dopo appena 2 minuti il vantaggio degli ospiti con la rete su calcio di rigore di Wissam Ben Yedder. Lo conosci? Dove giocava? Al Monaco storico. Wissam Ben Yedder. Nel Monaco storico? E anche, se non sbaglio, in Spagna giocava Ben Yedder. Sì, allora me lo è un campione, sì, cioè, sì.
Quindi il Cagliari continua questa suo match con il Cosenza che sta avendo una reazione, qualche giro d'orologio or sono, si è guadagnato anche un interessante calcio d'angolo. Dobbiamo stare attenti a bloccare bene le avanzate e cercare di fare il secondo il prima possibile, Claudio. Sì, assolutamente, perché quando andiamo a prendere gli altri comunque loro hanno la capacità di uscire da una zona di pressione in una maniera eccellente. Poco fa in due sono riusciti, con Florenzi e il centrocampista sono riusciti ad uscire da una zona di pressione con 4 giocatori del Cagliari e sono arrivati fino alla nostra area. Sono buone individualità, come abbiamo detto prima, e sanno quello che stanno facendo. Non hanno subito il colpo dell'1-0, ma stanno continuando a giocare e a provarci. Dobbiamo stare molto attenti noi, perché sono molto bravi anche quando ripartono. Sì, davvero una squadra ben organizzata quella messa in campo da Viali oggi, e dovremo combattere con le unghie e con i denti per riuscire a portare a casa il risultato. Vi leggiamo la classifica in divenire con i risultati di adesso. Per ora, restando così tutte le partite: Frosinone 80 punti, Genoa 71, Bari 66, Parma 60, Cagliari 60, Sud Tirol 58, Palermo 51 e Venezia 49. Poi Reggina, Pisa, Modena e Ascoli sarebbero tutti a 48 punti e di conseguenza non riuscirebbero a staccare il biglietto utile per quanto riguarda il treno dei playoff. Quindi così restando, il Venezia è ancora qualificato, ma deve assolutamente cercare di trovare il gol dell'1-1 per avere un po' più di sicurezza, perché così è davvero un attimo passare dal paradiso all'inferno, Claudio. Sì, è proprio un attimo. Infatti è una partita che sicuramente sarà molto molto sentita e giocata da tutti e due i punti di vista. Ora, poco fa, tutte e due le squadre, scusate, poco fa un'azione pericolosa da parte del Cosenza. Fa girare bene palla da destra a sinistra per poi ritornare al centro, dove Marras con il suo sinistro ha tirato molto bene dal limite dell'area. È stato molto bravo Radunovic a respingerla. Una grande parata del portierone rosso-blu, davvero bello l'intuizione di Marras, che è andato anche a beffare l'intervento poi di Dossena, che ha cercato di deviare il pallone. Per assurdo, forse è meglio che non l'abbia deviato, che ci sia arrivato semplicemente Boris Radunovic in questo frangente. Marras è davvero uno di quei giocatori da chiudere sotto chiave, da mettere a doppia marcatura, perché si sta dimostrando davvero una spina nel fianco per quanto riguarda la fase difensiva cagliaritana. Ha pareggiato la Ternana in casa contro il Frosinone, 31esimo, e Favilli sigilla l'1-1, mentre il Benevento è andato in vantaggio sul campo del Perugia. Il gol di Diego Farias. Benevento che è già retrocesso e andrebbe semplicemente a giocarsi una posizione migliore a livello di estetica, perché con questi risultati sarebbe proprio il Perugia a finire all'ultimo posto in questo spareggio tra squadre già condannate. Stiamo per tornare da Vittorio Ossanna, ma dobbiamo dire che ora come ora dobbiamo un po' richiamarli questi calciatori, perché il Cosenza sta tenendo di più il pallino del gioco in questo frangente, Claudio. Sì, sta passando gli ultimi 10 minuti nella metà campo del Cagliari. Abbiamo un attimino abbassato la concentrazione. Il tiro di Marras prima è arrivato dopo una disattenzione di Altare, che invece che respingere il pallone ha voluto stoppare la palla al limite dell'area. Non sono concessi i cali di concentrazione, perché il Cosenza si deve salvare e non vuole fare i play out. Se comunque una lotteria, così come sono quelli per salire, ancora di più sono quelli per scendere, in cui c'è solo una possibilità per non finire nel baratro della Serie C, da cui sappiamo quanto poi sia difficile effettivamente ritornare, perché è davvero un mondo in cui devi completare la stagione perfetta per farlo, se no ti aspetta un calvario che sono i playoff di Serie C, che è davvero davvero infinito, e quello, se uno è un terno all'otto, quella forse addirittura una quaterna. Andiamo in collegamento adesso per rivivere le emozioni direttamente del campo con la cronaca di Vittorio Ossanna. 32 minuti 44 secondi, ha ammonito verbalmente Rog, secondo intervento abbastanza duro da parte del giocatore. L'arbitro lo ha richiamato dicendo che al prossimo scatterà il cartellino. Nel frattempo fraseggio da parte del Cosenza, che tenta di ripartire con questa accelerazione del centrale Meroni, che è un giocatore di 26 anni, arriva dal Sassuolo, pallone che si perde però tra le maglie difensive del Cagliari.
con il portiere Radunovic, poco fa, come avete detto, grande protagonista di una strepitosa parata sul tiro di Maras, che è andato a prendere palla. Nel frattempo viene riproposto anche il gol di Lapadula, che praticamente è un gol che è stato sottratto a Pavoletti che aveva colpito di testa, però per evitare problemi Lapadula l'ha ribadito in gol. Probabilmente sarebbe finito comunque in rete anche dopo il tocco del portiere, ma Lapadula lì in agguato ha preferito evitare di aspettare. Il pallone è ancora pronto avanti al Cagliari con Dostena in verticale, il tocco per Kourfalidis, tenta di liberarsi Kourfalidis, alle sue spalle c'è Florenzi, lo tocca sulla caviglia, Kourfalidis zoppica ma l'arbitro non è intervenuto ed ecco Altare imposta portando avanti il pallone, va a servirlo lateralmente ad Azzi, ancora Altare, il passaggio in verticale, il pallone ribattuto, recuperato da Pavoletti, dato ad Azzi all'interno dell'area, il tocco per Lapadula e la chiusura dei difensori centrali del Cosenza che hanno allontanato il pallone. Lapadula che sta facendo una strepitosa partita anche in chiave di rifinitore, devo dire che questo è un motivo del tutto nuovo, perché anche su un altro scambio è stato veramente molto molto preciso e puntuale nel rendere il pallone. Attenzione a Mancosu, il cross, Lapadula, il colpo di testa a far da sponda per Pavoletti, stavolta eccede, è un miracolo. Secondo me bisogna controllare perché sta male. È andato praticamente a colpire il pallone per fare l'assist a Pavoletti invece che segnare. Avrebbe potuto colpire il pallone di testa verso la porta e sorprendendo tutti, anche Pavoletti, perché mai si sarebbe aspettato un assist di Lapadula, il pallone è passato davanti alla porta e si è perso sul fondo. È un miracolo, perché un gesto del genere Lapadula non l'ha mai fatto nella sua carriera da calciatore, con la sua voglia di segnare sempre. Stavolta è andato a cercare l'assist per Pavoletti per rendergli la possibilità del gol. Pavoletti mai si è aspettato una cosa del genere, il pallone è passato dritto e si è perso al lato dall'altra parte. Purtroppo dobbiamo dire un'occasione fallita, perché da quella posizione Lapadula poteva fare decisamente male ancora. Pallone giocato da Dostena, dato a destra nella sezione di Zappa che rende ancora per Dostena che va a cercare in questo caso De Iola, sceso sulle linee dei difensori, porta il pallone De Iola, tocca con l'esterno ancora per Dostena che allarga sulla destra per Zappa, il passaggio centrale per Mancosu che tenta di dare ancora all'indietro, sbaglia Dostena, il pallone è recuperato da Marras che punta su Altare, Marras ancora che porta avanti il pallone, tenta il dribbling, è bravo De Iola a ritardare, poi il passaggio verso Florenzi che avanza, il cross di Florenzi a cercare Cortinovis, il colpo in testa di Dostena, il pallone che poi viene recuperato da Mancosu, ceduto per il contropiede a Kourfalidis che parte, il tocco verso Lapadula che porta il pallone centralmente, guarda i compagni, cerca dove scaricare il pallone, lo dà all'indietro per De Iola che poi allunga ancora verso Azzi nel settore di sinistra che rende ancora De Iola, il Cagliari che adesso deve attaccare con la difesa del Cosenza che è praticamente posizionata, il tocco per il cross di Mancosu, palla all'interno, Pavoletti da fare la sponda, il pallone che si alza e il fallo di Pavoletti secondo il direttore di gara, il calcio di punizione quindi per il Cosenza. 36 minuti sono andati via e oltre, punteggio di 1-0 per il Cagliari che ha sfiorato anche il raddoppio. Torneremo da Vittorio Sanna per quanto riguarda i minuti di recupero di questo primo tempo tra Cosenza e Cagliari. Davvero un'occasione mancata quella tra Lapadula e Pavoletti, perché in effetti era giustissimo anche il suggerimento di Lapadula, perché era completamente vuoto il centro dell'area, ma da lì non se lo aspettava in alcun modo Pavoletti. No, assolutamente, anche perché era vicino alla porta e poteva benissimo andare di testa per cercare la porta, cioè come ci ha abituato poteva farlo anche in questo momento. Tra l'altro un'altra grandissima palla di Marco Mancosu, gliel'ha messa in testa con i giri giusti, peccato davvero. Sì, poi era un'occasione davvero ghiotta per raddoppiare il vantaggio che per ora si attesta sull'1-0. Arrivano notizie anche dagli altri campi, il Genoa è tornato nuovamente in vantaggio al 34esimo, rete di Gudmundsson su secondo assist di Coda per il 2-1 momentaneo
compagno della squadra che si è piazzata al secondo posto nel campionato. La prima della classe invece si è fatta recuperare e superare dalla Ternana, che in questo momento conduce per 2-1 la rete di Partipilo, sempre al 34esimo, e quindi risultati che continuano ad aggiornarsi. Sono davvero poche le gare che non si sono sbloccate, le ripetiamo: Cittadella Como 0-0, Pisa Spal 0-0, Regina Ascoli 0-0, le uniche 3 gare in cui non si è segnato ancora un gol, mentre in quella del Cagliari sarebbero potuti segnare più di uno, e deve cercare anche di riuscire a trovare il secondo gol il prima possibile. Quanto sarebbe importante trovarlo prima della fine di questa prima frazione, Claudio? Sarebbe fondamentale, perché il Cosenza non sta aspettando ma sta continuando ad attaccare. Una volta che recupera palla va subito in verticale e soprattutto va subito sulla destra, dove Marra sta mettendo veramente in grande difficoltà la nostra fascia sinistra, quella occupata da Azzi. Poco fa un'altra bellissima palla messa in mezzo da Marras, e dove non è arrivato il centrocampista, che si è inserito completamente solo. Sì, Cortunovis si era inserito davvero bene, un pericolo importante per quanto riguarda la retroguardia del rossoblu. Fortunatamente il suggerimento non è riuscito a trovare il compagno al centro dell'area, ma sarebbe stata un'occasione davvero ghiotta. Il Cosenza invece è riuscito a guadagnare solamente un calcio d'angolo da questo evento. Una partita che continua a giocarsi su buoni ritmi, ma sappiamo che comunque le motivazioni sono quelle più importanti di tutte. È una finale, quando si dice per finta, oggi assolutamente è la realtà. Intanto vediamo, abbiamo parlato sia degli infortunati, abbiamo parlato dell'arbitro, abbiamo parlato un po' di tutto, e alla fine questi sono i temi della gara, con un Ranieri che invece a livello di statistiche contro il Cosenza ha disputato 5 partite in cui sono arrivate 3 vittorie e 2 pareggi, mentre Viali ha disputato solamente la gara di andata in cui è arrivata una sconfitta. Queste erano tutte le statistiche, ci siamo tutte, abbiamo preparato tutto, dobbiamo solo guardare questa partita. Intanto qualche istante or sono Deiola a terra dopo uno scontro duro contro un avversario, ma nessuna sanzione disciplinare. Dobbiamo dire partita molto corretta nonostante l'intensità messa in campo. Sì, molto corretta. Tutte e due le squadre stanno facendo il massimo, ma col massimo rispetto per l'avversario, senza eccesso di cattiveria. E è molto importante il ruolo, parlando di Deiola, è molto importante il ruolo che sta facendo oggi Deiola, perché parte da play basso, quindi da mediano basso, ma molto spesso si mette tra i due difensori in modo da far muovere e lasciare più spazio al centrocampo per Rog e Mancosu, perché Kurfalidis ha la grande capacità di lasciare lo spazio, chiaramente tutto provato in settimana, ma di lasciare lo spazio centrale per far andare a prendere palla a Mancosu e sfilare quindi da quella zona dove ci sono tanti giocatori del Cosenza. Sì, è un centrocampo dinamico quello rosso-blu, che cerca di trovare gli spazi migliori per riuscire ad affondare, a mettere pressione all'estremo difensore della squadra di casa. Cambia ancora il risultato invece a Palermo, ed è la squadra di casa a trovare il raddoppio, la rete di Tutino, che dopo aver suggerito a Brunori si è fatto suggerire da uno dei migliori attaccanti del campionato e ha trovato il 2-0. Tutino, che è stato tra l'altro anche ammonito dopo il gol, probabilmente avrà levato la maglia, e speriamo per lui che non fosse diffidato se no saranno dolori nel caso in cui il Palermo, anzi con questo risultato il Palermo riesce effettivamente a staccare il biglietto per i playoff. Vedremo un po' se Tutino sarà della partita. Una partita invece quella rosso-blu che andremo a riascoltare tramite la voce di Vittorio Sanna tra pochissimo, nel momento del recupero. Intanto il Cagliari ha ripreso un po' in mano la partita dopo un primo momento di reazione furiosa, diciamo così, del Cosenza. Anche qualche istante fa un altro bel cross dalla destra con un'uscita del portiere un po' da rivedere, anzi è stata efficace ma brutta stilisticamente. È stata brutta, come hai detto, ma molto efficace, perché trovava poi la testa di Pavoletti, una bellissima palla questa volta di Kurfalidis. E ci stiamo tentando in tutti i modi con
dei cross dalle fasce laterali, mettiamo la palla anche dalla tre quarti con Mancosu che sta mettendo delle palle bellissime dentro. Ci stiamo provando poco con dei fraseggi. Ci avevamo provato inizialmente, ma gli spazi sono veramente stretti in zona centrale, però siamo sempre molto bravi a occupare in tanti l'area, quindi questo ci dà più possibilità di trovare la palla. E invece si è sbloccato un altro match in questo ultimo appuntamento per la serie cadetta italiana. Il Pisa, alla ricerca di punti fondamentali per i playoff, è sotto in casa contro la Spal, risultato parziale di 1-0 grazie alla rete di Murgia al 43esimo, e quindi Spal che si porta in vantaggio nonostante la sua situazione non possa migliorare, perché effettivamente anch'essa già retrocessa. Una partita quindi diciamo anche un po' a sorpresa, perché comunque il Pisa sappiamo quanto si sta giocando, sappiamo quanto è importante per questa gara anche per la squadra toscana, e arriva forse un altro risultato che invece ci fa ancora più piacere, perché dovrebbe aver pareggiato il Venezia fuori casa con il Parma, gol dell'1-1, e vi diamo conferma dopo i soliti check, perché ormai lo sappiamo che si deve aspettare quel minuto, 2 minuti, no? Se non si sta guardando la partita, per dare l'ufficialità dei gol. Speriamo sia così, perché effettivamente questo risultato gioverebbe parecchio al Cagliari e sarebbe ciò che di più ci si può aspettare da questa giornata, e soprattutto dai risultati delle altre. Dobbiamo assolutamente sperare che il Venezia riesca a strappare almeno un punto sul campo dei crociati, e soprattutto dobbiamo raddoppiare questo vantaggio che stiamo maturando fuori casa contro un Cosenza che si sta dimostrando una squadra guerriera, una squadra che non molla e che cerca di riattaccare nonostante la differenza sicuramente di valori tecnici a testa bassa e con tanta esperienza, tanta unione, ciò che poi alla fine fa la fortuna della maggior parte delle squadre di Serie B. Noi ci siamo quasi, siamo lì, siamo praticamente pronti a sentire come si concluderà questa prima fazione tra Cosenza e Cagliari. Andiamo a farcelo dire dalla voce del Cagliari, Vittorio Sanna. Brutta botta subita da Mancosu, che è ancora a terra, e dobbiamo dire che il risultato di Parma in questo momento dice del Cagliari al quarto posto, quindi dice di un turno che praticamente saltiamo se riusciamo a mantenere questo risultato e se il Parma rimane sul punteggio di parità con il Venezia. È chiaro che è un momento che il Cagliari deve cercare di sfruttare, deve continuare nella sua partita, deve soprattutto raddoppiare, perché abbiamo visto che ha rischiato di subire il gol del pari dopo aver fallito il gol del 2-0. Abisso nel frattempo sta dando il pallone al Cosenza, Martino che dall'indietro, è stato soccorso nel frattempo Mancosu, Abisso che non aveva fischiato, e Pavoletti si è arrabbiato particolarmente con il direttore di gara di Palermo. Attenzione al passaggio verso destra ancora per Martino, il controllo del giocatore, il passaggio verso Marras che punta Azzi, ancora Marras, sposta il pallone da dentro per Martino che tenta il dribbling, contatto dentro l'area, non c'è il fallo, contatto con Rog, non protesta neanche il giocatore e parte il contropiede, la Padula porta il pallone, evita l'avversario, al suo fianco è scattato, ce lo riceve in questo momento Kurfalidis, che alza la testa, crossa Kurfalidis ma trova un avversario che gli ribatte il pallone in fallo laterale, probabilmente si spegne il primo tempo con nel frattempo Rog che è passato 1 metro lontano da Martino, che poi si è scivolato, probabilmente scivolato, dobbiamo pensare a questo e non che abbia simulato. Attenzione ad Azzi che nel frattempo ruba palla proprio a Marras che ritorna su di lui e glielo scarpina nuovamente il pallone. Veramente stanno giocando 11 cagliaritani e 2 sardi quest'oggi a Cosenza, mentre protestano in tanti. Alla fine del primo tempo c'è qualcuno che va a redarguire Pavoletti, il portiere che ha qualcos'altro da dire nei confronti dei giocatori. Insomma, stanno protestando un po' tutti per l'interruzione dell'azione di prima. Probabilmente Abisso aveva sulla coscienza il fatto di non aver fischiato il calcio di punizione a Mancosu e poi ha interrotto il gioco per soccorrerlo. Ha fatto 2 cappellate nel giro di 30 secondi. La prima è quella di non aver fischiato il fallo e la seconda è quella di aver interrotto l'azione. Se poi si parla invece del contatto dentro l'area, Mastino praticamente è passato 1 metro lontano da Rog, il pallone era veramente molto molto lontano, mentre Viali si arrabbia con i suoi giocatori, in particolare ce l'ha con Dorazio che praticamente nel primo tempo
si è visto quasi niente. A voi. Sì, noi quindi analizzeremo questo primo tempo svolto dal Cagliari, risultato positivo fino a questo momento. Il rigore assolutamente non c'è, ma proprio ma neanche tra 30 anni quel rigore può essere fischiato, soprattutto se c'è una telecamera che dovrebbe confermare o meno la decisione. Noi ci fermiamo un attimino per lasciare spazio ai nostri sponsor, ma torniamo subito per parlare di questo primo tempo tra Cosenza e Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais spumante brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantinadisantadi.it. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta dalla Corte del Sole per seguire l'ultima giornata del campionato di Serie B che si sta svolgendo in contemporanea in questo momento. Un Cosenza Cagliari che ci parla di un match, Vito, finora giocato bene dal Cagliari. Il Cosenza ha avuto quei 10 minuti, diciamo così, di pressione, ma effettivamente le occasioni più gotte sono state della squadra dei Ranieri. Sì, fa piacere vedere il Cagliari giocare con questa sicurezza, ma fa piacere vederla giocare con questa sicurezza se per caso chiude il match, perché poi in Serie B essere troppo sicuri molte volte non è l'atteggiamento giusto. Cioè il Cagliari ha giocato veramente con una sicurezza straordinaria perché ha avuto la possibilità anche di raddoppiare, però poi quando giochi in B non conta il vestito, tu puoi essere il più elegante possibile ma l'altro straccione ti fa il gol anche all'ultimo secondo. E devo dire che i due ragazzini che hanno sanguessato nelle vene sono quelli che stanno dando più fastidio. Da una parte Marras che sta scorrazzando completamente, dall'altra parte Florenzi. La cosa paradossale è che una partita caratterizzata dal Cagliari più due sardi. Fa piacere per certi aspetti, ma i due sardi che giocano contro in questo caso è preferibile che non fossero oggi nella migliore condizione, insomma, perché ci stanno dando veramente un particolare fastidio. Per quanto riguarda invece gli altri risultati, in questo momento è curioso il fatto che il Parma, se per caso dovesse continuare con questo risultato, giocherebbe la prima gara, cioè tra 5 giorni, in casa contro il Venezia, cioè si ripeterebbe la stessa partita di oggi. Sì, col Venezia ero convinto col Palermo. La sesta sfida l'ottava o la settima? Praticamente la quinta sfida all'ottava e la sesta sfida alla settima. Okay. No, allora per ora è su Tirol Venezia, Parma Palermo, perché il Palermo ha 51 con questa vittoria 2-0 parziale, e il Venezia invece col pareggio 50. Se il Venezia dovesse riuscire a imporsi sul Parma proprio si deve giocare.
Bisogna anche vedere. Curioso anche di questi intrecci, sono belli da vedere, perché poi dicono molto di quello che può essere l'avversario del Cagliari, perché poi l'avversario del Cagliari verrebbe fuori dalla squadra che vince tra sesta e settima, e in questo caso sarebbero le due, mi hai detto, Parma e Palermo, sì. Esatto. Quindi vedremo un po' come si delineerà la classifica alla fine della giornata. Intanto ve la leggiamo fino, diciamo, a chi può lottare per i playoff. Abbiamo il Cagliari quindi a 60 punti con i risultati che se dovessero risultare gli stessi di quelli che sono maturati fino a questo momento. Su Tirol 58, Parma 58 ma sotto per gli scontri diretti contro la squadra tirolese. Palermo 51 settimo e Venezia 50. La Regina, che sta pareggiando, potrebbe ancora agganciare il Venezia perché in questo momento si trova a 48 punti insieme al Modena, che però sta già vincendo e quindi non ha possibilità di arrivare ai playoff, e insieme anche all'Ascoli e al Pisa e al il Como no, solamente Ascoli e Pisa. Davvero tanti intrecci in questa giornata, anche perché il Palermo, ricordiamo che è a 51 perché sta vincendo, quindi il secondo tempo potrebbe cambiare completamente questa figura, e sinceramente noi preferiamo rimanga così, Claudio, cioè effettivamente non ci serve poi così tanti cambi, no? Per come è stato il primo tempo non ci spererei tanto, è cambiato veramente tanto da quando abbiamo iniziato alla partita, ripeto, sembra una gara di Formula 1 guardando la classifica. Sì, un match davvero interessante. Vito, chi ti è piaciuto in particolare in questo primo tempo? Io lo immagino già, perché effettivamente è il giocatore che si è sacrificato un po' di più. Non so cosa immagini, però assurdo, Gianluca Lapadula, sì, oggi straordinario. Allora vi rivelo questa cosa, siccome io sono stato molto cattivo con Lapadula nel corso della prima parte dell'anno, ho affidato a Paolo Vallone un'ambasciata, gli ho mandato il racconto del gol e gli ho scritto anche, quindi ho fatto girare il messaggio, che ci ho impiegato un bel po' ad apprezzare, ma devo dire che col passare delle settimane e col passare dei turni è diventato un uomo squadra. Girata alla Padula, perché comunque sia è giusto che si riconoscano anche i propri, chiamiamoli le proprie caratteristiche, cioè nel senso che non è che io ho sbagliato nel momento in cui ho criticato la Padula, in quel momento giocava così, e vorrei che i ragazzi capissero che chi racconta il calcio non racconta il calcio in negativo perché qualcuno è antipatico, racconta il calcio negativo perché lo vede negativo, poi magari non ne capisce niente, e poi però è capace anche di raccontare in positivo quando le cose vanno bene. E non è che fosse colpa mia quel passaggio sbagliato, perché poi sai, molte volte fa piacere ai calciatori sentirsi riconoscere anche dei progressi, a tutti fa piacere quando riceviamo dei complimenti, e magari poi ci caliamo ancora di più in una parte positiva che è quella che viene sottolineata. È assolutamente così, e solo gli stupidi non cambiano mai idea, Vitto, quindi è giusto così. Sì, oggi è stato veramente straordinario, mi ha meravigliato perché gli ho visto fare delle cose che non aveva mai fatto, cioè quell'assist per Azzi col tocco delicato d'interno, con la palla a scavalcare misurata per il colpo al volo, era straordinaria. Un altro 1-2 che ha fatto con Pavoletti pure, poi l'assist per Pavoletti è andato a vuoto quando poteva segnare, mi ha del tutto sorpreso, cioè veramente mi ha sconvolto. Hai visto? Anche chi non io chi credo non ci che aspettiamo. Neanche Inzaghi ha mai fatto una cosa del genere. Era un cambio rispetto a quella famosa corsa di Barone che è rimasta nella storia come simbolo del giocatore Inzaghi. Diciamo che la Padula ha voluto evitare col suo compagno di reparto Pavoletti, una partita che dobbiamo dire il Cagliari ha gestito bene, soprattutto trovando dei buoni interpreti dalle fasce. Ti aspetti qualche cambio rispetto allo scacchiere di Ranieri, Vitto, o credi che rientreranno in campo gli stessi 11 e per un po' giocheranno loro? Ma io credo che per adesso giocheranno loro, non ci sono neanche ammonizioni, non c'è niente che possa far presagire dei cambi, è giusto che giochino loro, anche perché molti di quelli che stanno giocando devono avere i 90 minuti sulle gambe, cioè se vado a scorrere cominci Zappa, ecco, si potrebbe dare magari più avanti un po' di riposo a Zappa nella costa di destra,
magari si darà un po' di riposo ad Azzi nella corsia di sinistra. Vi sto anticipando quali sono i cambi. Zappa a Azzi, centralmente Altare gioca tutta la partita se non viene ammonito, perché comunque sia da molto che non fa i 90 minuti. Dossena pure, potrebbe essere sostituito De Iola in un centrofrangente, sicuramente verrà sostituito Mancosu per fare posto a Viola, e verrà sostituito anche Pavoletti per fare posto a Prelec. Secondo me questi sono i cambi, sono 4 dei 5 cambi che verranno effettuati. Rog è un altro di quelli che ha bisogno di giocare. L'altro cambio ancora potrebbe essere per tenere caldi 2 giovani, la staffetta Curfalidis e Lella. Sì, vedremo un po'. E Lella tra l'altro ha anche segnato l'andata. Speriamo si ripeta lo stesso risultato con gli stessi marcatori. Andrebbe benissimo un 2-0 quest'oggi sul campo del Cosenza. Ci scrive Dino Dall'Odi: vedendo la classifica al primo tempo, gli incontri su Tirol Venezia e Parma-Palermo, davvero interessanti queste finali, perché effettivamente, a parte il Sud Tirol, sono tutte squadre con grande blasone, Vitto, che si andranno ad affrontare per un posto in Serie A, e anche questo ci può far riflettere su quanto deve essere concentrato e focalizzato il Cagliari nell'affrontare queste finali. Sì, alla fine sono quelle che sono mancate per tanto tempo durante l'intera stagione, perché alla fine Parma, Palermo, Cagliari sono 2 squadre che secondo me sono mancate la Venezia, sono squadre che sono mancate l'appello in quello che era il torneo. Ora ritornano tutte in corsa nel momento più importante e diventa veramente uno spareggio tra squadre anche di una certa qualità. Devo dire che il Cagliari in prospettiva deve aspettare chiaramente lo scontro tra la sesta e settima, se rimanesse così la classifica, e cioè tra Parma e Palermo. Si troverebbe a giocare in casa con una squadra molto tecnica, quindi a mio giudizio anche con una grande possibilità. E poi bisognerebbe vedere chi viene fuori tra Bari e la vincente tra Sud Tirol e Venezia. In quel caso partite di andata e ritorno, e anche in questo senso mi sento più sicuro, cioè nel senso che secondo me si stanno mettendo le cose nel modo più opportuno. È necessario che si concludano così le partite per ottimare, per completare al meglio questa giornata e riuscire in un obiettivo che sembrava davvero lontano fino a qualche mese fa. Claudio, chiedo a te invece il tuo preferito oggi. Non puoi dire la Padula, quindi ti abbiamo già bloccato la risposta. Scegliene un altro. Ma ti dico, allora, del Cagliari mi è piaciuto molto Azzi, l'intraprendenza che ha questo ragazzo ogni volta. Poi a me piacciono i fluidificanti di fascia, quelli che poi hanno il coraggio di puntare l'uomo, lo saltano, e poi quelli che mettono con criterio sempre le palle dentro. Mentre invece del Cosenza mi è piaciuto molto il piccolino Manuel Marras, sta facendo molto bene sulla sinistra, e non mi è dispiaciuto per niente neanche Aldo Florenzi. Sì, davvero impressionanti. Vito l'ha citato più volte comunque la partita fino a questo momento dei 2 isolani presenti nella formazione avversaria, che si stanno davvero distinguendo per essere tra i migliori di tutta la squadra calabrese. Vito, com'è la situazione? Stiamo per tornare in campo, anche perché oggi ci sarà un po' di ritardo sicuramente data la contemporaneità. No, non stiamo tornando in campo, c'è bella musica al San Vito, ci sono i giocatori che praticamente si stanno scaldando, lei, la Obert, nessuno in modo particolarmente convinto, quindi anche questo è un segnale che dice che probabilmente cambi non ce ne saranno, almeno immediatamente. Quelli che vi ho detto ci saranno più avanti, e uno di quelli che secondo me ci sarà è di sicuro l'ingresso di Di Pardo, che è un ex che ha giocato qui a Cosenza, ecco, uno di quei giovani che è passato da qui per maturare. Quindi Di Pardo secondo me sarà una delle alternative al posto di Zappa nel secondo tempo. Non è escluso che giochi Barreca, segnateli perché voglio vedere se li azzecco tutti. Allora, ripeti. Allora, Di Pardo per Zappa, okay. Barreca per Azzi, non so se direttamente, ma potrebbe esserci prima un passaggio, cioè nel senso che potrebbe essere all'inizio Lella per De Iola, dopodiché uscirebbe Corfalidis per fare posto a non so ancora Corfalidis per chi, mentre l'altro sicuramente è l'uscita di scena di Mancosu per Viola e l'uscita di scena di Pavoletti per Prelec. Non so quanti ne ho detto. Sì. Possibile anche 4. Un'entrata di Obert, in effetti, visto che non è diffidato, visto che Goldaniga invece sicuramente cercherà di evitare. No, Goldaniga non entra di sicuro, ma non credo che esca neanche Altare. Obert potrebbe entrare solamente al posto di Dossena, per riposare del Sena, perché sennò non credo che possa essere utilizzabile. Neanche Luvumbo entrerà, perché anche lui è diffidato, quindi sarebbe sciocco utilizzarlo, quindi
mi limiterei a quello. Mi sta sfuggendo forse qualche centrocampista che potrebbe entrare, ma in questo momento non ce l'ho in mente, quindi per completare il quadro delle rotazioni, ma no, con Makumbu che non c'è a disposizione credo che possano essere 4 i cambi e non 5. Vedremo un po' come si evolverà. A meno che non ci sia l'uscita di scena anche di Lapadula nel finale, ma la Padula per far entrare magari un giocatore che niente, dipende anche dal risultato. Sì, dipende un po' da tanti fattori, come gestirà Ranieri questo secondo tempo. Le partite non sono ancora riniziate, ma è cambiato un risultato, quello dell'anticipo di Serie A tra Sassuolo e Monza, perché al 6° minuto di recupero del primo tempo ha segnato il Sassuolo. Domenico Berardi su calcio di rigore porta in vantaggio quindi appunto la squadra emiliana, e cambiano i risultati qua, e adesso speriamo non cambino più di tanto per quanto riguarda la Serie B, che ancora ritarda un po' nella sua ripresa del gioco in quella che è l'ultima giornata, che poi condurrà ai playoff e ai playout per le varie squadre impegnate. Un altro aggiornamento per chi interessa: il Cadiz ha sbagliato un rigore purtroppo e quindi non è riuscito a passare in vantaggio in casa contro il Valladolid. Vedremo se la squadra avrà occasione di trovare la via del gol nel corso del tempo che rimane da qui alla fine. Ha pareggiato anche il Lione contro il Monaco, gol dell'altro attaccante simbolo della squadra. Se a Monaco c'è Ben Yedder, a Lione sicuramente Alexandre Lacazette è il giocatore più rappresentativo della squadra francese. Ci siamo quasi, Vitto, adesso dovremmo quasi, continuano a riscaldarsi. Oggi pausa lunga hanno preso. No, la pausa è dettata dall'ultima squadra che ha finito il primo tempo, certo, perché devono riniziare in contemporanea, quindi così come è capitato all'inizio della partita, che si è preso un po' di tempo per aspettare insomma che ricominciasse, anche in questo caso si sta aspettando appunto che tutte le squadre siano in campo per poter poi riniziare contemporaneamente anche nel secondo tempo. Assolutamente sì, vedremo come si stanno rientrando adesso le squadre. Stanno rientrando, perfetto. Allora ci salutiamo, Vito, ci risentiamo tra pochissimo per quanto riguarda il commento diretto della partita, e noi siamo pronti a seguire questo secondo tempo di Cosenza-Cagliari. Il risultato che vi ricordiamo essere sull'1-0 per gli isolani oggi in trasferta. La rete di Lapadula per ora sta decidendo il match in una giornata di Serie B che risulta essere la migliore, la più attesa di tutto l'anno, e quindi vedremo un po' come si evolverà. Squadre che stanno tornando in campo, noi non vediamo l'ora anche di tornare da Vittorio Ossanna e di vivere questo secondo tempo. Vi ricordiamo i risultati parziali che stanno maturando sugli altri campi di Serie B: Cittadella Como 0-0, Genoa Bari 2-1, Modena su Tirolo, che ci riguarda da vicino, 2-0 per la squadra di casa. Il Palermo è sul risultato di 2-0 contro il Brescia, pareggio parziale tra Parma e Venezia 1-1, Perugia Benevento 0-1, Pisa Spal 0-1, Regina Ascoli 0-0 e Ternana Frosinone 2-1. Si è concluso il primo tempo in Serie A per quanto riguarda il match tra Sassuolo e Monza, risultato parziale di 1-0 grazie alla rete di Berardi su calcio di rigore alla fine del primo tempo. In Ligue 1 invece si stanno dividendo la posta Lione e Monaco in uno dei derby più accesi del campionato transalpinico, e vedremo un po' come si concluderà in questo venerdì di calcio, venerdì all'insegna delle partite tutte in diretta. Noi vogliamo godercelo, a me mancano parecchio, poi soprattutto quelle domeniche in cui c'erano tante partite alle 3, quindi quando ci sono queste partite così emozionanti, o comunque in cui tutto può cambiare da un momento all'altro, è sempre un qualcosa in più, Claudio. Sì, quando arrivi a fine campionato che sono tante cose da giocare, tante squadre che possono arrivare, tanti intrecci così importanti, la vivi anche in una maniera più emozionante, no? Ma anche dal punto di vista del giocatore. Mi ricordo che quando si finivano i campionati, diciamo, ed eri in quelle zone dove
o potevi sperare nei playoff o dovevi sperare di non fare i playout, le vivevi in una maniera veramente clamorosa, proprio una pressione incredibile. Assolutamente, vedremo come si evolverà il match, le squadre sono pronte a rientrare, come lo siamo anche noi, si attende la contemporaneità, ma noi ci fermiamo un attimino per lasciare spazio ai nostri sponsor e poi continuiamo a parlare di questo Cosenza Cagliari andando a seguire il secondo tempo. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai Spumante Brut metodo classico e Terre Brune, Carignano Superiore DOC, il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. cantinadisantadi.it. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette, crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta dalla Corte del Sole, Radio Super Sound a Suon di Gol per seguire il secondo tempo tra Cosenza e Cagliari in quella che è la 38esima giornata del campionato di Serie B, nonché l'ultima. Sono riniziati i match in tutti i campi in contemporanea come vuole tradizione, anche perché comunque si giocano tanti verdetti su differenti appunto dei campi di gioco. Ci scrive ancora Dino Dall'Odi, la diffida dei nostri giocatori si annulla ai playoff, assolutamente vero, infatti è anche per questo motivo che giocatori come Nandez e Macumbu non stanno prendendo parte alla gara, proprio per evitare qualsiasi pericolo per quanto riguarda la diffida e per avere questi uomini poi effettivamente quando si andrà a giocare per i playoff. Ci scrive Andrea da Padova: ciao ragazzi, buona partita, considerato le fortune del Bari tra partite finite con l'uomo in più e i rigori a favore, se potessi li eviterei. Forza Castello, buona serata. No, se, prima di tutto se li incontriamo vuol dire che già siamo in finale playoff e non è male già questo. Poi nel caso in cui venissero battuti addirittura da una delle squadre che si stanno contendendo il posto in questo momento, sarebbe tutto che di guadagnato effettivamente per la formazione di Ranieri. La partita è riniziata, il tempo sta scorrendo ed è arrivato il momento di cedere la linea per la cronaca diretta a Vittorio Sanno. 47 minuti e 50, il 48esimo ancora a 10 secondi distante, con il Crotone con il Cosenza che sta impostando, hanno anche gli stessi colori col Crotone. Lancio avanti con il pallone nella zona di Cortinovis, protegge Dossena che lascia terminare direttamente sul fondo proteggendo la palla, non la fare per il giovane proveniente dal Verona Alessandro Cortinovis, 22enne col numero 72.
calcio dal fondo quindi per il Cagliari compassato che vince per 1-0, ma che anche poco fa ha portato un pericolo ancora una volta con la Padula, che ha dato prima a manovrare e poi a concludere sul pallone che è stato messo all'interno dell'area. Il colpo di testa di Pavoletti, la palla a sinistra per Azzi, ottimo l'anticipo ai danni in questo caso di Marras, il pallone corto a sinistra, Mancosu lo perde, lo ritrova proprio Marras che tenta di partire ma chiude su di lui De Iola. Ancora il pallone giocato dal Cagliari con Azzi che tenta ancora il cross, attenzione Pavoletti, il destro, la palla a lato, ha cercato l'angolo lontano, non l'ha trovato, ha piazzato il pallone verso l'altro angolo, ma palla che non è passata forse neanche tanto vicina, ha dato la sensazione di andare verso la porta, era in effetti lontano, non ha girato, è andata dritta per dritta e quindi si è persa al lato, alla sinistra del portiere. Imposta ancora la squadra di casa col pallone per il portiere, ricordo si tratta di Micai, pallone a sinistra nella zona in cui si vede Dorazio, si è visto pochissimo nel corso del primo tempo, rilancio lungo, il pallone al di là di Cortinovis, c'è il fallo di Cortinovis e quindi il calcio di punizione per il Cagliari, rimane giù a terra Dossena colpito dall'avversario, probabilmente gli ha schiacciato il piede Cortinovis, non è andato a fare fallo di altro tipo e lo ha colpito al tallone. Ecco la ragione per la quale poi è andato giù il giocatore del Cagliari. Cortinovis non l'ha fatto volontariamente, lo scontro è del tutto fortuito, sta di fatto che fa male Boglia lì vicino al tendine d'Achille, colpire quando viene colpito, in questo caso il difensore del Cagliari ha sentito tutto il dolore sul pallone che è stato, sul calcione che gli è stato rifilato. E Zappa pronto a calciare, 50° minuto, 5 minuti e 10 secondi nel secondo tempo, la palla per Altare, lascia scorrere a sinistra per Azzi a scavalcare verso Mancosu, alzato il pallone campanile con Pavoletti che cerca la corsa di Lapadula che va ad attaccare il pallone con difesa del Cosenza che riesce a salvarsi, tenta di cambiare immediatamente il gioco cercando Dorazio a sinistra, cercato molto di più in questo avvio di ripresa Dorazio rispetto al primo tempo, probabilmente una delle indicazioni da parte di Viali, e riparte ancora Marras nel settore destro, l'appoggio laterale per il suo collega di reparto, ma c'è l'ultima chiusura di Azzi che porta via il pallone, ribatte ma recupera ancora Marras, evita l'avversario, si tratta di Rog, ancora Marras, il tacco per il cross, il colpo di testa da allontanare di Altare, il pallone fuori area, raggiunto ancora dai padroni di casa che accennano ad insistere in questa fase per cercare di mettere un po' alle strette l'11 rosso-blu, fraseggio lento tra i difensori, pallone che ritorna nel settore destro dove Martino va a cercare Marras, poi Cortinovis, ancora Marras, ritorna su Martino cambia gioco, va verso sinistra dove c'è piazzato l'altro difensore centrale Venturi, attaccato immediatamente da Pavoletti, si ritorna all'indietro con i giocatori del Cagliari che vanno a pressare ancora i difensori centrali del Cosenza, un po' in imbarazzo, pallone poi a destra ancora per Martino che ritorna addirittura sul proprio portiere e quindi azione che non decolla ma addirittura diciamo che a terra. Tutto questo lo siamo al 52esimo, il punteggio è sempre 1-0 per il Cagliari, linea allo studio. E quindi un secondo tempo che è iniziato subito con buona intensità per quanto riguarda la partita che vede contrapposte Cosenza e Cagliari, un Cosenza che ci sta provando un po' di più, il Cagliari deve essere bravo ad aspettare, a far esaurire questo momento di foga dei padroni di casa e a dare la botta col secondo gol, Claudio. Sì, siamo entrati subito bene dopo una bellissima azione ancora con un bellissimo assist di Mancosu. Poi il Cosenza sta incominciando ad uscire fuori e lo sta facendo sempre bene con il solito Marras che è bravo, sta facendo una grandissima partita, si prende la responsabilità di saltare l'uomo e lo fa bene e fornisce assist, mette delle belle palle al centro e dobbiamo stare attenti. Dobbiamo ritornare in partita e concentrati. Davvero un giocatore pericoloso l'ex Alessandria in questo match. Intanto si sblocca il primo risultato della ripresa e quella partita è tra Pisa e Spal con il secondo gol degli ospiti, i Moncini sul rigore al 52esimo, quindi pareggia i conti, ma un altro risultato che potrebbe cambiare di molto la classifica è un altro rigore, questa volta a Perugia per la squadra di casa,
1-1 il punteggio. Lisi dagli 11 metri non ha sbagliato, e Perugia che quindi cerca di riaffacciarsi in quella che potrebbe essere una lotta per evitare la retrocessione diretta e anzi mandarci proprio il Brescia, che in questo momento sta perdendo per 2-0 sul campo del Palermo. Risultati in continua evoluzione. Il Cagliari invece cerca di gestire un po' di più la palla dopo una volta riconquistata, e il Cosenza diciamo che si divide un po' tra pressing e attesa per poi ripartire velocemente. Sì, lo sta facendo molto bene. Dobbiamo essere anche più bravi a tenere un po' di più la palla, perché il Cosenza ci sta pressando molto alti e sono anche molto aggressivi. Dobbiamo superare questo momento di leggera difficoltà. Chiaramente non hanno avuto occasioni nitide, occasioni da gol, però la maggior parte del tempo la stanno passando nella nostra metà campo, e noi non siamo bravi a tenere palla per eludere il loro pressing. Sì, dobbiamo migliorare un po' da questo punto di vista in questo avvio del secondo tempo. Intanto cambiano due risultati in contemporanea, praticamente è arrivato il 2-1 del Brescia, che quindi dimezza lo svantaggio dopo il gol annullato al 49esimo a per fuorigioco. Stavolta la rete di Paolo Rodriguez è regolare al 54esimo, quindi 2-1 per quanto riguarda il Palermo. È arrivato anche il gol purtroppo sul campo del Modena da parte del Südtirol che quindi dimezza anch'esso la situazione in cui sta perdendo. Adesso le reti che lo distanziano dal pareggio è solo una, il gol di Tait al 54esimo. Südtirol che ha cambiato praticamente 3 giocatori solamente nel primo tempo. Non deve essere stato contento l'allenatore della squadra tirolese. Primo cambio per quanto riguarda il Cosenza, dovrebbe essere un doppio cambio, fuori Praselic uno solo, fuori Praselic per Finotto, quindi si muove Viali per smuovere un po' gli equilibri che fino a questo momento hanno caratterizzato la partita. Il Cagliari dovrà ricorrere probabilmente a qualche sostituzione, ma ci sono ancora dei minuti da far passare, Claudio. Sì, ci sono ancora dei minuti da far passare, soprattutto questa ondata del Cosenza che ci sta provando. Se non sbaglio è entrato anche il numero 10 D'Urso, che adesso andiamo a controllare, uno dei capocannonieri della squadra con sì, D'Urso è il più incisivo, 4 gol e 5 assist. 4 gol e 5 assist, è un trequartista, non un attaccante. Mi pare sia entrato anche lui, quindi bisogna essere ancora più attenti. Assolutamente sì, sta mettendo i suoi uomini migliori Viali, obiettivamente ora come ora non ha nulla da perdere, Claudio. Ora come ora deve fare, ci sta provando come tutto per tutto deve fare, e lo stanno facendo bene, ma da inizio partita che questa squadra mi sta stupendo, perché mi immaginavo una partita basata sull'aggressività, magari anche sulla cattiveria, mentre invece è l'opposto, una partita di grande rispetto e giocata bene a calcio da tutte e due le parti. Avevi ragione per quanto riguarda il cambio. Kurt Novis è uscito per lasciare spazio a D'Urso, ma il Cagliari è andato vicinissimo alla rete del 2-0 ancora con il suo cannoniere Lapadula. Cosa è successo, Claudio? Cross dalla sinistra, una pennellata sulla testa di Lapadula che ha colpito di testa e ha mandato, eludendo l'uscita del portiere, sulla traversa. Peccato, perché ha fatto un bellissimo movimento Lapadula. Sì, davvero ottimo, è un colpo di testa anche molto difficile da indirizzare, perché comunque stava cadendo all'indietro quasi e ha dovuto effettuare una torsione per spedire il pallone verso la porta avversaria. Cambia ancora il risultato, succede di tutto in Serie B. Il Palermo si fa riprendere nel giro veramente di pochi attimi. Il gol di Aie stavolta dovrebbe essere regolare, quindi 2-2 del Brescia, che riapre tutto quanto il discorso per quanto riguarda la zona retrocessione, e vedremo come continuerà, perché con questo risultato il Brescia va a 40 punti a pari con il Cosenza. Sicuramente non riesce a evitare i play-out, ma almeno riesce a non aver timore per quanto riguarda le forze che arrivano da giù e che spaventano parecchio la squadra appunto lombarda. Il Cagliari ci ha provato ancora una volta, un fraseggio tra Lapadula e Mancosu. Purtroppo l'allungo di quest'ultimo non è stato efficace, forse è un pallone anche un po' troppo difficile
difficile da controllare, ma diciamo che finalmente dopo una prima parte di secondo tempo a favore dei padroni di casa, il Cagliari sta rimettendo la testa avanti un pochino. Sì, c'è da dire che il Cagliari ogni volta che esce, porta palla in avanti, quindi giochiamo subito in verticale, siamo sempre pericolosi. Quando andiamo ad impostare invece, a giocare magari un po' più con sicurezza, stiamo facendo un pochino peggio. Dobbiamo essere più bravi a fare come stiamo facendo ultimamente, cioè ci arriva palla subito in verticale, perché loro se no si mettono subito bene con le posizioni. Intanto cambiano è partito a razzo questo secondo tempo, perché anche il Perugia si riporta in vantaggio sul Benevento, partita completamente cambiata, ma dobbiamo dire che proprio l'ultimo risultato che vi abbiamo detto, quello del Brescia, non consentirebbe al Perugia di andare ai play-out, perché il Brescia con questo pareggio andrebbe a una lunghezza di distanze, quindi si distanzierebbe, ma la situazione è ancora tutta in evoluzione. Parliamo soprattutto di quanto riguarda le possibili sfidanti del Cagliari, per quanto riguarda il settimo e l'ottavo posto. Resistono Venezia e Palermo con i pareggi che stanno maturando in questo momento sui loro campi, 50 per il Venezia, 49 per quanto riguarda invece la squadra siciliana. La Regina con il pareggio che sta maturando rimarrebbe a una lunghezza di distanza dai rosanero, e l'Ascoli ancora pareggiando non riuscirebbe ad agganciare, quindi a mettersi in discussione per quanto riguarda queste fasi finali, ma è tutto ancora completamente da dire, perché la Regina è proprio contro l'Ascoli, quindi un qualsiasi gol potrebbe cambiare completamente gli equilibri. E in ultimo un Pisa che ha 47 punti, con la sconfitta che sta maturando in questo momento in casa contro la Spalla, sarebbe completamente fuori dai giochi. Ci siamo quasi, stiamo per tornare da Vittorio Ossanna, passeranno ancora un po' di minuti prima di ridare la linea alla voce del Cagliari, che ci racconterà come sta andando questo secondo tempo, ma dobbiamo dire un po' più di studio, un po' meno aggressivi, si inizia a sentire il peso di quanto manca alla fine, Claudio. Sì, anche è una partita anche giocata su altissimi ritmi da tutte e due le squadre. C'è da dire che sostenere questi ritmi per tutta la partita è molto difficile. Poco fa abbiamo rischiato peggio il pareggio su una palla, su un cross laterale, un colpo di testa del numero 11 si è stampato sull'incrocio dei pali. Sì, davvero pericoloso. Dopo la traversa di Lapadula, forse questa occasione ancora più rischiosa per quanto riguarda la porta difesa da Radunovic. Speriamo che questo serva come campanello d'allarme per quanto riguarda la squadra isolana, per far sì che si cerchi con maggiore veemenza la rete del raddoppio, che darebbe un po' più di tranquillità per il resto della partita. Si sblocca il risultato in Germania tra Friburgo e Wolfsburg, 1-0, rete di Gunther al 71esimo. Vedremo se finirà così. Noi intanto siamo con continua evoluzione, perché dobbiamo vedere un po' come continuano queste partite questo venerdì sera, all'insegna dei risultati e dell'occhio multiplo. lo chiamiamo in questa maniera, perché effettivamente oggi ci dobbiamo un po' sdoppiare per capire anche cosa succede negli altri campi, mentre il Cagliari continua a cercare di recuperare il possesso del pallone, ma lo fa quasi con un po' di fretta. Sì, lo fa con molta fretta. Anche quando abbiamo palla abbiamo troppa fretta, e sono bravi loro a recuperare subito palla, per demerito nostro, perché come stavi dicendo tu abbiamo questa fretta. Vedo anche qualche giocatore un po' stanco. I cambi del Cosenza sono stati efficaci, perché stanno andando veramente forte. Noi abbiamo abbassato di molto il baricentro e non riusciamo più ad andare a pressarli nella loro tre quarti, tant'è che la loro linea difensiva riesce a trovare spazi o porta palla fino alla metà campo senza essere contrastato. Bisogna cambiare sicuramente un pochino questo andazzo, perché poco fa, ripeto, abbiamo rischiato il pareggio. Sì, davvero un'azione pericolosissima. Il giocatore della squadra calabrese è riuscito a
svettare in libertà sul secondo palo, con Radunovic che doveva andare a coprirlo in modo veloce, non riuscito completamente. Probabilmente se non avesse preso il legno sarebbe entrata dentro la palla deviata in porta dall'attaccante della squadra di casa. E adesso andiamo invece a casa nostra a sentire la nostra voce, a vedere la partita tramite altri sensi da Vittorio San. Non lo sentiamo Vittorio San, un attimo che ripristiniamo il collegamento con il nostro radiocronista, perché ci sta il bello della diretta, quello c'è di tutta. Va segnato anche il Pisa, tra l'altro, la rete del momentaneo 1-2, ma è stata annullata per fuorigioco. Dovremmo avere vittoria adesso in linea. 64esimo minuto del secondo tempo, entra a dispetto di tutto Luvumbo e prende il posto di Mancosu, anzi per meglio dire di Pavoletti, entra anche Obert e prende il posto di Mancosu, quindi escono sia Mancosu che Pavoletti, ma entrano due giocatori che non avevo assolutamente immaginato, con Obert che va a potenziare la difesa e Luvumbo ad affiancare in questo caso la Padula nella zona d'attacco. Ora che il Cosenza sta tentando di attaccare e che si è fatto un po' più pressante, sembra quasi rinunciare al proprio gioco il Cagliari per reggere e ripartire. Vediamo se questa tattica funziona, perché chiaramente dare campo al Cosenza è anche una cosa pericolosa, e adesso c'è comunque il contropiedista in Luvumbo. Vedremo se sarà in grado di riuscire a contrastare la squadra di casa che si sta prodigando ora per spingere alla ricerca del pareggio. Attenzione al pressing di Kurfalidis che porta i suoi frutti, poi subentra Azzi, anzi Rog, la palla è per Luvumbo, accelera Luvumbo, zona centrale, porta il pallone, Luvumbo, la Padula, il tocco sotto, il tiro tentato da Zappa con l'intervento in chiusura per ribattere il pallone di un difensore, è stata in Meroni, che mette il suo corpo per evitare che il pallone arrivi in porta. Problemi muscolari per Meroni, che è andato a chiudere ma probabilmente ha sentito tirare. Pallone scambiato tra Zappa e Kurfalidis che si accentra, chiede la giocata a Luvumbo che cerca spazio, c'è fallo ai suoi danni, l'intervento dell'arbitro e il calcio di punizione. Attenzione, posizione ideale per la battuta di Azzi, perché il pallone è da posizionare all'esterno dell'area in una zona verso destra, quindi dove un calciatore col sinistro può dire la sua. Peccato non ci sia in campo Viola, che sarebbe stato l'interprete giusto per tentare di sfruttare più la mattonella di Viola, questa, per tentare di sfruttare questo calcio piazzato. 21esimo minuto del secondo tempo, sempre 1-0 per il Cagliari, c'è da realizzare il secondo gol per mettere al sicuro il risultato. Il portiere Micai con molta cura sta piazzando la barriera con sul pallone la Padula, insieme a lui Deiola, non c'è Azzi praticamente lontanissimo, non guarda nemmeno, non si è neanche avvicinato, eppure il suo sinistro poteva essere un sinistro utile al caso. E la Padula che sembra interessarsi alla battuta, anche se potrebbe calciare col destro anche Deiola. Vediamo, siamo al minuto numero 22, la rincorsa dei due giocatori, parte la Padula, il tiro a giro sulla barriera, il pallone poi colpito all'indietro da Rog per Deiola che allarga a sinistra, ancora per l'incursione alla parte del Cagliari, Luvumbo dentro l'area, Luvumbo cerca un dribbling, Luvumbo il sinistro che viene murato, e poi ancora D'Urso che tenta di far ripartire l'azione del Cosenza col fallo ai danni di Florenzi, l'intervento dell'arbitro e il calcio di punizione. 21 minuti e mezzo nel corso del secondo tempo, punteggio Cosenza 0, Cagliari 1, decide ancora è sempre il gol di La Padula lì nello studio. E noi ci prendiamo un attimo per lasciare spazio ai nostri sponsor. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza.
Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Le carezze del maestrale. Il tepore del sole. Il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e terre brune, Carignano Superiore DOC, il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. Cantinadisantadi.it. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. E quindi una partita sempre attiva, quella tra Cosenza e Cagliari, risultato ancora fermo sul 0-1 per la squadra sarda. La rete nel corso della prima frazione realizzata da Gianluca Lappadula, che quindi porta a 21 le sue marcature in questo campionato. È cambiato il risultato a Pisa, perché il Pisa riduce della metà lo svantaggio con la SPAL e probabilmente si lancia in un finale di partita all'inseguimento di una vittoria che potrebbe voler dire playoff. La rete di Matteo Tramoni, proprio un ex Cagliari, a sancire questo riacciuffamento, diciamo così, delle possibilità di arrivare alla fase finale del torneo. Ha pareggiato anche il Bari in casa del Genoa, la rete di Benedetti al 68esimo, e quindi torna il risultato che torna in parità, mentre è arrivato anche il 3-0 del Friburgo in Germania. Le reti tutte nel secondo tempo, abbiamo raccontato quella di Gunther, è arrivata poi la doppietta di Petersen, la prima rete al 75esimo, la seconda all'80esimo, e quindi in men che non si dica il Friburgo ha fatto sua la partita e imponendosi fino a questo momento per 3-0 sul Wolfsburg quando mancano meno di 10 minuti alla fine. Per quanto riguarda il Cagliari invece sono 20 le lunghezze che lo separano dal tempo di recupero. Vi aggiorniamo su come si sta evolvendo la classifica in questo momento. Effettivamente rimane tutto uguale, perché le squadre che hanno segnato non concernevano il discorso playoff, solamente per quanto riguarda il Sud Tirol che ha accorciato le distanze, e poi tutte le altre comunque non ci interessano da vicino per quanto riguarda il futuro del Cagliari in questo campionato di Serie B. Con il risultato che sta maturando in Calabria 1-0 si sta portando a termine la missione che ci si era preposti prima della gara, ma è un Cagliari che in questo momento non sta trovando la brillantezza del primo tempo, Claudio. No, non la stiamo trovando, anche se ci stiamo provando, per il semplice motivo che stiamo concedendo molto più spazio al Cosenza, non stiamo andando più in avanti a pressarli, ma li lasciamo giocare, e non è una squadra che butta palla in avanti, quindi nel momento stesso in cui loro portano palla fino alla metà campo riescono a trovare delle linee facili, delle linee in verticale facili per servire i loro giocatori più avanzati. Abbiamo messo più giocatori in difesa, però non sempre quando hai più giocatori corri meno pericoli, non sempre quando hai più difensori in campo corri meno pericoli. Assolutamente è una realtà questa, appena detto dal nostro Claudio Pani, perché effettivamente il Cagliari deve avere come obiettivo quello di trovare il raddoppio in una partita davvero complicata e che si giocherà fino all'ultimo secondo, all'ultimo centesimo, perché anche la posta in palio per quanto riguarda la squadra di casa, indipendentemente
onestamente dai valori in campo e dalla posizione in classifica ricoperta è incredibilmente un valore davvero incredibile. E ha pareggiato il Monza sul campo del Sassuolo, è arrivata la rete del 1-1, l'ha segnata Patrick Ciurria, che quindi continua ad avere una grande stagione in quel di Monza. Continua anche con questo gol quando siamo al 62esimo per quanto riguarda la prima partita di Serie A di questa 36esima giornata. È arrivato anche l'annullamento del gol del Friburgo, quindi Friburgo che rimane del 2-0 per chi aveva giocato over. Non sarà una bella notizia ma vedremo un po'. Cagliari che a questo punto ci aspettiamo cambia ancora qualcosa, perché la stanchezza si inizia a far vedere soprattutto a centrocampo. Claudio? Sì, vedo in grossa difficoltà Rog, ma già nel finale del primo tempo lo vedevo più stanco chiaramente rispetto agli altri, quindi penso che il prossimo cambio sia lui. È paradossale che da quando abbiamo messo un difensore in più, abbiamo abbassato il baricentro, stiamo rischiando veramente tanto, perché anche poco fa su una palla messa dentro, nonostante ci fossero solo 2 giocatori del Cosenza in area, sono riusciti a prenderla e di nuovo con un colpo di testa libero poi mandato alto sopra la traversa. Però stiamo rischiando un po' troppo, non riusciamo quasi mai a prendere Marras, sia quando incomincia l'azione sulla destra che quando riesce a venire verso il centro. Davvero un giocatore impressionante, il ragazzo di origini sarde. Sì, ci ha sentito Ranieri per quanto riguarda il centrocampo rossoblu. Infatti si stanno preparando 2 cambi, mi è sembrato di vedere Nandez e Viola scaldarsi. Chi pensi uscirà per loro, Claudio? Ma penso Rog, perché lo vedo molto in difficoltà, e l'altro non saprei, ti dico la verità. Vedremo un po', forse De Iola magari, per avere anche un po' di nuovo quell'equilibrio, tornare comunque contro i difensori. È un giocatore come Nandez o Viola sicuramente doti un po' più offensive, magari si è un po' pentito della scelta. Ranieri sta cercando di rimettere le cose a posto. Ha segnato il Lione 2-1 in casa sul Monaco al 57esimo, Caqueret per la rete del momentaneo vantaggio, e vedremo un po' come continuerà anche questo match in Ligue 1. Ufficiali invece i cambi per quanto riguarda il Cagliari: fuori Kurfalidis per Nandez, e adesso vedremo il secondo, sì, probabilmente Rog per Viola, quindi si cambia un po' in quel di centrocampo. Probabilmente De Iola passerà a fare il centrocampista centrale, con Viola proiettato nella posizione che un tempo era che durante il corso della partita fino a pochi minuti fa era ricoperta da Mancosu. Cosa ti aspetti dalla sua partita? Può essere incisivo effettivamente il numero 10? Ma può essere molto incisivo, in base alla posizione in cui viene messo, soprattutto se siamo bravi a procurarci dei calci piazzati. Nella punizione di prima un piede come Viola sarebbe stato importante averlo in campo, mentre invece giusto Nandez, perché serve molta quantità a centrocampo. Stavamo subendo troppo le avanzate e il centrocampo del Cosenza, ora un pochino dovremmo esserci messi meglio. Diciamo che Nandez è stato rischiato in questo ultimo quarto d'ora, perché effettivamente è forse il diffidato più importante per quanto riguarda i possibili che possono saltare il match dei playoff, e quindi è stato scelto solamente in questo frangente di gara, quando mancano meno di 15 minuti al termine del match. Altro risultato che cambia in Serie B: il match di Terni tra Ternana e Frosinone si riequilibra, la rete di Lucioni per il pareggio della capolista, che ha già conquistato la sua il suo matematico passaggio nella massima serie italiana. Cagliari che continua ad attaccare un po', entrambe le squadre sono un po' stanche, e dovremo vedere soprattutto i nervi come reggeranno in questi minuti finali per quanto riguarda le 2 compagini, per capire poi effettivamente come andrà a finire il match, Claudio. Sì, e devo dirti che è entrato molto bene secondo me Luvumbo, che sta provando in tutti i modi a puntare all'avversario, a prendersi qualche fallo per far respirare anche la squadra, e ci sta provando molto bene. Ora col nuovo assetto stiamo andando a prenderli più alti, quindi magari riusciremo a non farli ripartire, ma magari li obbligheremo a buttare avanti la palla, a lanciare avanti la palla verso i loro attaccanti, e noi siamo molto più bravi soprattutto dal punto di vista fisico. E attenzione,
attenzione perché qualche istante or sono dal calcio d'angolo per il Cagliari è andato vicino, effettivamente poteva essere un'occasione importante, perché stacco di altare sul secondo palo, palla rimessa al centro, ha provato con l'esterno la Padula a deviare la palla, non c'è riuscito, molto bravo il difensore sulla linea che era l'ultima risorsa per quanto riguarda il Cosenza, e ha salvato il risultato dal gol del 2-0 per quanto riguarda il Cagliari. Ma il match di Terni si è infiammato e Frosinone ha preso fiducia e ha trovato anche la terza rete della sua partita. 3-2 il parziale nel match tra Ternana e Frosinone, la rete di Cone al 78esimo sembrerebbe indirizzare la partita verso la fila dei ciociari, e arriva invece un gol che non volevamo vedere, ovvero quello del Parma in vantaggio sul Venezia, 12 lunghezze dalla fine. Vedremo come finirà il match, ma intanto ci facciamo raccontare la partita da Vittorio Sanna. Scocca il 78esimo, 12 alla fine, sempre 1-0. A questo punto il Parma ci riaggancia e ci costringe al preliminare che si giocherebbe nel prossimo fine settimana. Angolo nel frattempo per il Cosenza, pallone all'interno dell'area, il colpo di testa, poi il tiro al volo tentato all'esterno dell'area da Marras, pallone direttamente sul fondo. Marras che ha tentato di coordinarsi per calciare col sinistro, ha trovato il pallone ma non ha trovato la migliore coordinazione, pallone colpito esternamente che si è perso al lato, alla destra del portiere, il nostro portiere Radunovic. Giocatore a terra per il Cagliari, è rimasto scontrato, si è scontrato nell'ambito della mischia sul calcio d'angolo, e Dossena che si rialza senza danni mentre mancano 11 minuti alla fine, con la Padula che prende posizione mentre si prepara il rilancio da parte del portiere Radunovic. Ecco che sta per partire il pallone dalle retrovie, con ecco che calcia questo pallone il portiere rossoblu. Il colpo di testa di Luvumbo, la palla nella zona di La Padula, il colpo di testa in chiusura con palla che esce in fallo laterale, intervenuto Andrea Meroni a mandare fuori il pallone. Rimessa con le mani quindi per il Cagliari, con Luvumbo che ha ricevuto e Zappa che lo assiste. Luvumbo si volta, sembra il postore della palla nella posizione di alla destra, cerca di trovare un varco, riesce a crostare basso, pallone allontanato nuovamente in fallo laterale, intervento ancora di Meroni che non bada per il sottile e preferisce evitare guai per la propria squadra spazzando l'area di rigore. È pronto per la rimessa Zappa, pallone per Viola, reso ancora a Zappa che cerca un varco, il varco che non trova immediatamente, c'è una deviazione, il pallone che si impenna, viene tenuto in gioco da un rinvio da parte della squadra di casa che permette il capovolgimento di fronte. Attenzione all'accelerazione tentata da Finotto, l'ultima chiusura di Dossena che poi va a prendersi il fallo e quindi il calcio di punizione in favore del Cagliari. 10 alla fine più recupero, sempre 1-0 per il gol di La Padula, con calcio di punizione ora affidato al portiere del Cagliari Radunovic, che esce dalla propria area di rigore per poter andare a battere questo calcio di punizione, mentre l'allenatore del Cosenza Viali invita i suoi ad aumentare il ritmo, a crederci ancora in questa possibilità di riagguantare il risultato che non servirebbe a niente ai fini della classifica, ma eviterebbe semplicemente la sconfitta. Palla avanti, il colpo di testa in ribattuta nella zona in cui va Zappa, il pallone che esce, la rimessa in gioco è per il Cagliari, lo sto Zappa che sta in carica, la Padula lo invita a rallentare perché lui deve prendere posizione dentro l'area, il pallone invece è per Nandez, controlla il petto di Nandez che tenta di voltarsi, non trova lo spazio, viene spinto giù, si porta il pallone direttamente fuori, l'arbitro che fischia la rimessa al fondo mentre litigano i due giocatori che sono stati i protagonisti di questo scontro. Viene redarguito Nandez, il direttore di gara, speriamo che facciamo unire in questi 9 minuti che mancano. Pallone portato avanti ancora da Meroni, va Nandez ad affrontarlo, il passaggio in avanti per il tocco all'indietro di D'Urso che ha dato in sezione sinistra per Dorazio, che ha cambiato gioco cercando dall'altra parte il tentativo d'attacco di Martino, entra ancora nell'azione Marras, lo scambio sempre Marras, evita l'avversario, si prepara col suo sinistro a pennellare, palla dentro, Dossena che allontana, poi il pallone fuori area ancora verso Luvumbo che tenta di voltarsi, stavolta viene chiuso bene al suo avversario, quindi ancora il Cosenza che insiste col passaggio a ridosso dell'area. 81 minuti e 43, fraseggio prosegue con la possibilità del Cosenza di insistere ancora Marras nel duello con Azzi, il passaggio di ritorno verso Marras da parte di Brescianini è del tutto sbagliato, il pallone direttamente sul fondo. 82 minuti,
1-0 per il Cagliari, in linea allo studio. E vedremo quindi come si concluderanno questi match. Sicuramente il gol del Parma non è una buona notizia per quanto riguarda i rossoblù. Dobbiamo sperare insomma che il Venezia ci faccia il favore dopo l'anno scorso, anche per loro, perché poi effettivamente cambia anche come per quanto riguarda i playoff, anche se il Venezia manterrebbe comunque la settima posizione con questo risultato a causa del pareggio tra Reggina e Ascoli, che in questo momento sta condannando entrambe al non partecipare alla fase finale. Quindi Venezia, che in questo momento anche con la sconfitta riuscirebbe ad accedere a questa opportunità, e un Cagliari invece che deve cercare di trovare il 2-0 per chiudere il match, potersi diciamo un po' così concentrare solamente sulle macumbe al Parma perché alla fine è rimasto questo da fare, Claudio. Sì, assolutamente, diventa fondamentale intanto fare il raddoppio. E ci stiamo provando. Questo diventa fondamentale per poi sperare fare le macumbe per un Venezia che ci deve provare, perché comunque sia la Regina Ascoli è 0-0 e se la giocheranno fino all'ultimo secondo. È ancora tutto da decidere, Andrea, non dobbiamo perdere nessun tipo di speranza. Assolutamente sì. Intanto arriva la prima munizione per quanto riguarda il Cagliari, la subisce Obert, non io l'avevo segnato male nel mio cartellino, e vedremo un po' se questa ammonizione peserà sulla gara. Io a questo punto, visto che siamo all'ultima giornata, mi tendo tutto per tutto. Allora, Luigi, il nostro ascoltatore Luigi, l'ultima volta hai fatto la macumba, cioè anche detto, contro il Palermo, e abbiamo vinto. Quindi per questi ultimi 5-6 minuti, se ne hai una di quelle rapide, di quelle da fare proprio fast, facciamola. Tutte quelle che abbiamo, signori, utilizziamole, perché è il momento giusto in cui un gol del Venezia potrebbe davvero cambiare completamente lo scenario per quanto riguarda questi playoff, in una ultima giornata che sta arrivando alla sua fase conclusiva. Ma dobbiamo dire grandi emozioni in tutti i campi, con un Cagliari che sta conducendo una partita difficile contro una squadra che si è dimostrata ostica e che non ha venduto assolutamente a poco prezzo la sua pelle. Assolutamente, detto dal fatto anche che si devono riuscire a salvarsi in un modo diretto. Quindi ma faccio veramente tanti complimenti a questa squadra. Non mi aspettavo di vedere una squadra del genere. All'andata, mi ricordo, la partita non era per niente così, ha cambiato totalmente il volto a questa squadra, e soprattutto ha cambiato il volto a questa squadra anche in questa partita, perché stava già facendo bene, ma quando ha fatto i cambi e quando sono andati diciamo i pezzi da 90, ha fatto ancora meglio. Luigi intanto ci risponde con le faccine sorridenti: ma cosa, se devi mandarci le prove che l'hai fatta la macumba, perché ormai dobbiamo affidarci a qualsiasi mezzo per far sì di saltare almeno la prima partita di qualificazione ai playoff. E la cosa certa al 100% è che dobbiamo vincere questo match contro il Cosenza, che in questo momento è sul risultato di 1-0, che il Cagliari ha avuto in più di un'occasione, appunto l'opportunità di raddoppiare, ma che fino a questo momento rimane ancora inchiodato grazie alla rete di Lapadula. Vi leggiamo velocemente la classifica per quanto riguarda la zona playoff. In questo momento, grazie al 2-1 che sta maturando in casa, il Parma sarebbe alla semifinale playoff, arrivando a pari merito con il Cagliari, ma avendo un vantaggio negli scontri diretti. Al sesto posto si attesterebbe il Südtirol con 58 punti, Venezia 49 punti, in questo momento sta perdendo proprio con il Parma. Il Palermo sempre a 49 qualificato, quindi non cambierebbe niente dal punto di vista dei match. Cambierebbe solamente l'abbinamento con cui dovrebbe giocare il Cagliari, che se dovessero rimanere così le partite andrebbe a giocarsela proprio con il Palermo, che ha affrontato solamente qualche settimana scorsa, quindi proprio fresca. È arrivata un'altra munizione, Claudio. È arrivata una munizione, non ho visto perché. La Padula, se non sbaglio, ha ammonito la Padula, sì. Ha ammonito la Padula in questo frangente, vedremo, manca poco meno di 5 minuti al termine del match. Tra pochissimo andremo a vivere le emozioni finali con Vittorio Sanna, e speriamo ci possa anche informare sui risultati che cambiano sugli altri campi. Noi lo seguiremo in ansia e in silenzio per voi, ma vi assicuro che anche lo
studio della Corte del Sole si trasformerà in una curva, perché è una partita fondamentale che può cambiare il destino di tutto il campionato. Una partita in meno, Claudio, sembra poco, ma in realtà cambia davvero tutto. Cambia tutto, soprattutto i playoff è un terno al lotto e queste partite sono sempre un'incognita. E poi in base a chi sfidi non bisogna mai fare i calcoli, anche sfidiamo questa squadra, quest'altra, perché sono partite che non sai mai come possono andare a finire. Poco fa ha fatto un'altra grandissima giocata Marras, incredibile. Sì, un giocatore davvero impressionante che oggi sta dimostrando il suo valore a tutti. Noi ci prendiamo l'ultimo stop pubblicitario e poi torniamo per il finale di Cosenza Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais spumante brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. cantinadisantadi.it. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Di nuovo in studio per l'ultima parte di A Suon di Gol. Tra pochissimo andremo da Vittorio Ossanna a seguire gli ultimi istanti di questo campionato della stagione regolare del Cagliari. Non si smuovono gli altri punteggi fino a questo momento, almeno fino a quando potremo darvi gli aggiornamenti, ma è arrivato il momento. Ora si decide tutto e speriamo possa raccontare un gran finale di campionato. Linea a Vittorio Ossanna. Grazie Andrea, nel frattempo ti autorizzo a interrompermi se ci sono delle novità dagli altri campi, perché io non ho il quadro degli aggiornamenti, quindi sarai tu eventualmente a interrompermi in questi 4 minuti di recupero che verranno che sono stati già iniziati e sono i tempi di recupero qui allo stadio Stan Vito, dove c'è ancora il Cagliari in attacco con Prele che cerca Viola che cicca il pallone ritrovato dal Cosenza che tenta di ripartire, il passaggio corto per Brescianini. Poco fa abbiamo corso un altro pericolo dopo aver sfiorato il raddoppio, prima il palo sfiorato dalla Padula e poi l'azione gol avuta dal Cosenza con conclusione di Brescianini che poi si è persa al di sopra del legno, ma insiste la squadra di casa ancora con Marras. Ottimo l'anticipo di Obert, la palla per Viola che ritorna all'indietro su Azzi ancora che allarga verso sinistra, il passaggio centrale ancora per Prele che è appena entrato, pallone che viene fatto ruotare dal Cagliari e gestito in questo frangente corto, il passaggio per Radunovic da parte di Dostena, c'è il rilancio lungo con la palla direttamente in fallo laterale. Primo minuto che è andato via, 3 minuti di tempo per il Cosenza per tentare di pareggiare e al Cagliari 3 minuti di distanza per chiudere il match con questo risultato, sperando che arrivi il pari del Venezia sul campo del Parma. Attenzione a D'Urso che finge il cross, posizione della destra, ancora D'Urso cerca un varco, si incrocia con Marras al cross del secondo palo, il colpo di testa di Zappa che non rischia, mandando in calcio d'angolo. 2 minuti e mezzo, sale l'incitamento del pubblico del Cosenza che spinge la squadra in questo finale con un Cagliari che quando è andato ai cambi ha rovinato l'assetto di gioco. Ancora il cambio che sta per il corner che sta per essere battuto dalla destra di Radunovic, parte il cross,
il colpo di testa, ancora la palla che esce, nuovo pallone in fondo al campo e nuovo calcio d'angolo, ha tentato Airioli di colpire verso la porta e ora sono 2 minuti che mancano, altro angolo sempre dalla destra, parte il cross all'interno, il colpo di testa a liberare da parte di Altare, poi Luvumbo, il pallone nella zona in cui colpisce al volo alzando a campanile un giocatore del Cosenza, poi uno scontro tra Zappa e il dietro avversario con la rimessa con le mani ancora per il Cosenza e il calcio di punizione in favore della squadra di casa, calcio di punizione che sta per essere battuto in una zona vicina al centrocampo. 90 secondi ancora di sofferenza per il Cagliari per strappare questo risultato di 1-0. È importante vincere per non avere nessun tipo di rammarico. È pronto per la battuta in questo caso il giocatore della squadra di casa, mi pare si tratti del numero 6. Attenzione al cross, pallone all'interno dell'area, passa dritto e si perde direttamente sul fondo. Pallone che andava a cercare ancora una volta Brescianini dentro l'area, ma pallone troppo lungo che si perde sul fondo. 1 minuto ancora da giocare, adesso vediamo un po' come il portiere Radunovic lo farà trascorrere con Viali che invece incita i suoi anche negli ultimi 30 secondi, va a incitare la squadra alla ricerca del pari anche per i secondi che mancano, anche se il pari non servirebbe per la classifica. Il rilancio di Radunovic, il colpo di testa di Prele, che la palla alle sue spalle è catturata da Viola che poi viene messo giù dall'intervento dell'avversario, intervento anche dell'arbitro e calcio di punizione per il Cagliari. 30 secondi alla fine, si lamenta in questo caso il giocatore della squadra del Cosenza per questo scontro con Viola punito, e calcio di punizione per il Cagliari a 20 secondi alla fine. Calò, il giocatore che è andato allo scontro con Viola, e calcio di punizione che sta per essere battuto dall'11 rossoblu a 10 secondi dalla conclusione. Quindi palla per il Cagliari, 10 secondi a giocare. De Iola pronto a calciare, siamo intorno ai 30 metri, De Iola indietreggia, potrebbe anche farsi passare l'idea di calciare direttamente in porta, e in effetti mi sembra sia questa la sua intenzione. Parte De Iola, il passaggio dentro per Luvumbo che tenta di voltarsi, ancora Luvumbo, c'è un contatto, il pallone allontanato, l'arbitro fischia, il Cagliari vince, fa il suo dovere, finisce con una vittoria sulla sua regular season, e adesso deve ascoltare le notizie che arrivano da Parma per capire se sarà quarto posto oppure se sarà il quinto posto, quello del Cagliari, per cercare di ripartire. Un quinto posto che lo farebbe giocare con l'ottava in classifica. Chi è l'ottavo in classifica in questo momento? Chiedo il Venezia, perché la Regina è passata in vantaggio in casa con l'Ascoli e quindi Regina settima, Venezia che andrebbe ottavo. Venezia ottavo e quindi finita. Palermo che rimane finita Parma-Venezia. Parma-Venezia ha vinto il Parma, sì. Quindi Parma-Venezia è finita. Ma il Venezia può essere raggiunto ancora da qualcuno? Sì, il Venezia può essere ancora raggiunto dal Palermo. Se il Palermo segna, va il Palermo. Sperarlo. Vedrai che il Palermo segna. Vedremo. Se vuoi rimaniamo in linea finché non finiscono i risultati, giusto per dare il verdetto finale. Assolutamente sì. Siamo andati oltre oggi la puntata, ma lo richiede comunque tutto quello che c'è intorno. Su Tirol finisce il match contro il Modena, e su Tirol quindi perde l'ultima abbiamo la possibilità di vedere quello che succede sugli altri campi, se magari riusciamo a vederlo. Qui mi hanno boicottato in studio, praticamente è saltato il collegamento. Niente, problemi tecnici, non toccare niente, dico al mio tecnico che è meglio lasciar stare, perché dobbiamo trovare nuovamente il collegamento giusto. Volevo dare un contributo, ma in questo momento è stato sì, ti sento benissimo. Okay. Sento benissimo, ma non ti posso raccontare cosa succede dalle altre parti, perché sto cercando di capire come venire fuori da questa situazione che è stata creata. Esatto. I risultati finali sono maturati già per quanto riguarda Genoa-Bari, 4-3 il finale. Il Genoa è riuscito a strappare una vittoria all'ultimo secondo. Modena su Tirol 2-1. Il Palermo sta ancora giocando contro il Brescia. Parma-Venezia 2-1. Il Perugia, dopo aver subito il pareggio dal Benevento, è ripassato in vantaggio, ma tutto questo, se non segna il Parma sarà completamente, se non segna il Palermo sarà completamente inutile, quindi
un'altra partita, un altro destino appeso a un filo in questa ultima giornata di Serie B. Vi daremo appunto il finale anche di Palermo-Brescia. Perugia-Benevento abbiamo detto 3-2. Il Pisa è caduto in casa contro la Spal per 1-2, quindi ha visto vanificare le sue speranze di playoff. La Regina sta sempre conducendo per 1-0 sull'Ascoli, tra l'altro ha anche espulso un giocatore della squadra ospite. Infine Ternana Frosinone 2-3. Ci siamo quasi, Vitto. Tu pensa che mancano ancora 2 minuti a Palermo, sono 9 minuti di recupero, il punteggio di 2-2. Adesso siamo riusciti a vedere il collegamento anche con Palermo per raccontare quello che succede. Rimessa con le mani per il Brescia all'altezza della tre quarti di sinistra, Colini in piedi. Il Palermo si sta giocando la possibilità dei playoff. La rimessa con le mani sul lungolinea, il colpo di testa in ribattuta con palla che esce. Altra rimessa per il Brescia quando mancano 1 minuto e mezzo alla conclusione. Brescia che chiaramente tiene il possesso di palla perché comunque sia ci tiene a non perdere, anche se poi mi pare non cambierebbe niente per il Brescia anche se dovesse perdere, giusto? Farebbe comunque il play-out. Il Brescia andrebbe a 39 punti a pari del Perugia, bisogna capire gli scontri diretti perché nel caso quindi rischierebbe di retrocedere, ecco perché c'è una lunga serie rimesse con le mani, ancora il Brescia che rimette con le mani 97 minuti e 49, ripeto, al 99esimo dovrebbe finire la partita. Brescia che tiene il possesso di palla, tenta di entrare nel settore di sinistra, sul suo cross il pallone termina sul fondo, il Palermo può portare il suo ultimo attacco a 1 minuto alla fine. Calcia il portiere, manda nella metacampo avversaria dove c'è il colpo di testa a prolungare, va Brunori alla caccia del pallone, ma prima di tutto il portiere del Brescia che si accascia sul pallone lo cattura e lo fa suo, mentre c'è chiaramente molto nervosismo in campo. L'arbitro stenta a tenere tutti tranquilli, 98 minuti e mezzo, ancora 30 secondi, il Palermo si vede sfuggire la possibilità del playoff, Colini in piedi, impietrito di fronte a quello che sta accadendo, ancora un contrasto con il fallo subito, la palla rimandata avanti, col Brescia che ribatte, il colpo di testa in avanti del Palermo che tenta l'ultima sortita, ma ancora un recupero da parte del bresciano e il calcio di punizione in favore degli ospiti che varrà come probabilmente punteggio acquisito. Scontro a metà del campo con il pallone che è da mettere giù, Brescia in possesso di palla, il 99esimo che scocca in questo momento, il Brescia sta strappando un 2-2 al Palermo e per il Palermo si tratta di una vera e propria beffa perché esce dalla griglia playoff e lascia il suo posto, come avete detto, alla Regina, mi avete detto, giusto? Che scavalca addirittura anche il Venezia. Quindi tutto cambiato nel corso delle ultime battute. Cagliari-Venezia si prospetta essere il prossimo match della settimana prossima ed è curioso che si parta proprio dall'incubo, qui finisce, quindi possiamo dare per acquisita la classifica, il match, la prima semifinale per quanto riguarda i playoff, la prima eliminatoria per quanto riguarda i playoff verrà di fronte il Cagliari al Venezia, quelli della Laguna, quelli dei fantasmi, quelli che dobbiamo rimandare all'inferno. È quello che dobbiamo fare nel prossimo match che ci aspetta a fine settimana prossima. Assolutamente sì, la prima gara sarà quella tra sesta e settima che avverrà venerdì, mentre noi giocheremo sabato 27 maggio ed è quindi a questa data che rimandiamo l'appuntamento per quanto riguarda Suon di Gol qua su Radio Super Sound. Io ringrazio Vittorio per essere stato con noi. Grazie a voi, buon proseguimento di serata. Ringrazio anche Claudio per averci fatto compagnia, aversi deliziato con le sue disamine tecniche. Grazie Claudio, ci rivediamo sabato, speriamo per un altro po' di appuntamenti. Grazie a te Andrea, ciao Vittorio e buona serata a tutti. Io come sempre vi lascio con l'immancabile inno e niente, ci risentiamo sabato prossimo per il primo turno dei preliminari di questi playoff di Serie B. Ciao. Salza il vento